Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di venerdì 31 maggio. Come al solito, le agenzie di stampa, l'agenzia ANSA.it sulla politica e Di Maio che resta il capo dei 5 Stelle. La riconferma dal voto online. Ora ci riorganizzeremo, dice Di Maio. Ha ricevuto l'80% delle preferenze sulla piattaforma Rousseau. A dire sì sono stati 44.849 votanti, in 11.278 si sono espressi contro. Ripartiamo più forti, sostegno al governo, ha detto Di Maio, non mi monto la testa, è il momento dell'umiltà. Il secondo titolo invece sul magistrato Palamara, 40.000 euro a lui per la nomina di Longo, è l'indagine che scuote Roma e perquisizione ieri della Guardia di Finanza nei confronti di Luca Palamara, l'ex consigliere del CSM, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. La perquisizione nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura di Perugia su Roma. Nell'indagine che coinvolge Palamara risultano iscritti tra gli indagati anche l'imprenditore Fabrizio Centofanti e gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore. Anche per loro l'accusa è corruzione. Secondo il PM i tre avrebbero corrisposto utilità varie a Palamara, all'epoca consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura, consistenti in viaggi e vacanze, soggiorni in alberghi anche all'estero a suo beneficio. Ho appreso dai giornali la notizia, sono amareggiato di doverlo apprendere prima dalla stampa che dall'autorità giudiziaria. Sono a disposizione, dice il consigliere del CSM Luigi Spina, iscritto nel registro degli indagati. Favoreggiamento e rivelazione del segreto in ufficio in concorso. Sono i reati contestati al PM di Roma Stefano Fava nell'indagine della Procura di Perugia che vede indagati appunto anche Spina, consigliere CSM, e il magistrato Palamara. Appunto nell'avviso di garanzia i PM di Perugia contestano al PM Fava di aver rivelato a Palamara notizie sulle indagini a suo carico e di averlo aiutato a eluderle fornendo atti e documenti. L'Associazione Nazionale Magistrati, in relazione alle anticipazioni di stampa sulle indagini in corso, esprime piena fiducia all'autorità giudiziaria, eccetera. Poi vedremo meglio. Intanto Palamara, quando rivestiva il ruolo di componente del Consiglio Superiore della Magistratura, avrebbe ricevuto 40.000 euro dagli avvocati Calafiore e Piero Amara per favorire la nomina di Giancarlo Longo a procuratore di Gela, non andata in porto. Questo emergerebbe dall'indagine della Procura di Perugia su Roma. Poi vediamo meglio sui giornali la questione. Intanto sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA la Lega insiste sul condono e rilancia la flat tax e il treno ad alta velocità TAV. Le manovre correttive non servono, ha detto il ministro dell'economia Tria. Tutti d'accordo sul rispetto delle regole europee. Dice Salvini, l'Unione Europea chieda quanto vuole ma non aumenterò le tasse. Poi c'è il caso Rixi, condannato, si dimette Rixi, Salvini dice ok per il governo, così sintetizza l'agenzia ANSA. Il Tribunale di Genova ha condannato a 3 anni e 5 mesi il vice ministro alle infrastrutture Rixi al termine del processo per le cosiddette spese pazze in regione Liguria negli anni 2010-2012. All'epoca dei fatti era capogruppo regionale della Lega Rixi, accusato di peculato e falso. Tra le spese contestate rimborsi di viaggi sostenuti da collaboratori, ma le cui pezze giustificative erano a nome dei consiglieri per complessivi 30.000 euro. Acquistate ostriche gratta e vinci viaggi. Rixi annuncia: ho già consegnato a Salvini le mie dimissioni per non creare problemi al governo. Ha detto Salvini, ringrazio Rixi per l'incredibile lavoro svolto fino ad ora, da tempo ho nelle mani le sue dimissioni che accetto solo per tutelare lui e l'attività del governo da attacchi e polemiche senza senso. Oggi stesso lo nomino responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onestà assolute. Rispetto alle sentenze, conto su una soluzione, dice Salvini, a fine processo, ma trovo incredibile che ci siano spacciatori a piede libero e sindaci, amministratori e parlamentari accusati o condannati senza
senza uno straccio di prova. Le dimissioni di Rixi sono state poi approvate dal Consiglio dei Ministri. Il PM di Genova Pinti aveva chiesto per Pinto, una condanna a 3 anni e 4 mesi. Secondo la procura, Rixi avrebbe approvato i rendiconti spese senza verificare se fossero attinenti al ruolo di consigliere. La difesa di Rixi aveva chiesto l'assoluzione o, in alternativa, la condanna per indebita percezione di erogazioni pubbliche, reato prescritto. Con Rixi sono imputate altre 21 persone, tra ex consiglieri regionali e ancora in carica. Il Tribunale di Genova ha inflitto a Rixi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il Tribunale ha disposto nei confronti di Rixi anche la confisca di 56.800 euro. Ha detto Rixi: sono tranquillo, ho sempre agito per il bene degli italiani, conto sulla soluzione perché non ho mai commesso alcun reato. Ricorreremo in appello, dice l'avvocato del viceministro uscente Maurizio Barabino, dopo aver letto le motivazioni a sentenza, perché siamo convinti che Rixi sia innocente. Rixi da condannato non può rimanere al governo, aveva scritto il presidente della commissione parlamentare antimafia dei 5 Stelle, Nicola Morra. A sua volta Stefano Buffagni, sottosegretario, dice: il contratto di governo non lascia spazio a interpretazioni e non ho dubbi che Salvini chiederà il rispetto del contratto che ha sottoscritto. Il premier Conte ringrazia Rixi per le dimissioni. Il viceministro mi ha comunicato la sua determinazione a dimettersi dopo la pronuncia del tribunale, scrive Conte. Desidero ringraziarlo per la sensibilità istituzionale manifestata e per il proficuo contributo fin qui fornito alle attività del governo. Desidero esprimere a Rixi e alla sua famiglia la mia personale vicinanza, con l'auspicio che le sue ragioni possano prevalere nei successivi gradi di giudizio. Così l'agenzia ANSA sul caso Rixi. Poi donna muore sotto la metropolitana, indagine per omicidio colposo. A Roma la vittima sarebbe scivolata finendo sui binari della stazione Lepanto. Per gli inquirenti un tragico incidente. Ascoltato il conducente. Poi c'è lo stop della Cassazione alla vendita della cannabis light. La legge non consente vendita o cessione a qualunque titolo di prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis, come l'olio, le foglie, le infiorescenze, la resina. Stop dunque alla vendita della cannabis light. E ancora in primo piano sull'agenzia ANSA, nave della Marina soccorre un gommone con migranti in difficoltà. Intervento al largo della Libia di una nave della Marina Militare verso un gommone di migranti in difficoltà per il peggioramento delle condizioni meteo. A bordo un centinaio di persone, solo una decina con giubbotti salvagente. Una bambina di 5 anni sarebbe morta, ma la Marina afferma che non risulta alcuna persona deceduta a bordo. Il Ministero dell'Interno ha indicato Genova come porto di sbarco per la nave della Marina Militare. Nessuna vittima a bordo, dice appunto la Marina Militare in una nota al termine delle operazioni di soccorso del gommone. Il soccorso è avvenuto quando la nave Cicala Fulgosi ha raggiunto il gommone in acque internazionali a circa 90 miglia a sud di Lampedusa, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. Poi c'è un ragazzino che accusa la maestra, siamo in Veneto, 10 anni lei, 10 anni lui, 40 lei, mi ha baciato ma lei nega. È fissato il 27 giugno l'incidente probatorio, nel corso del quale sarà ascoltata la testimonianza di un bambino di 10 anni che avrebbe subito particolari attenzioni da parte della sua maestra di quinta elementare, vicenda venuta alla luce dopo che i genitori del piccolo hanno trovato messaggi dal tenore equivoco sullo smartphone del figlio, mittente la maestra quarantenne. Nel racconto del bambino almeno 2 baci sulle guance o forse troppo vicino alle labbra, abbastanza per il PM Barbara De Munari per aprire un'indagine ipotizzando il reato di tentata violenza sessuale nell'ipotesi più lieve. La maestra nega le accuse. Credo che in questa vicenda, ha detto uno dei suoi avvocati, si possa parlare di rapporto insegnante-alunno assolutamente corretto, al più un po' affettuoso, assolutamente privo di contenuto di valore sessuale. Sulle cronache locali poi lo vedremo. Mentre è morto l'amministratore delegato di Film Commission Torino precipitando da un hotel. È successo a Roma. Paolo Tenna, 47 anni, è deceduto dopo essere precipitato da una finestra della stanza di un albergo al centro della città dove alloggiava. Il pubblico ministero indaga per istigazione al suicidio. E intanto diamo un'occhiata anche all'adnkronos.com, l'apertura di ADN Kronos su Conte all'Inter, la società del benvenuto a Conte nella grande famiglia nerazzurra, e poi la politica. Rousseau conferma Di Maio, Totti all'ADN Kronos Live, Forza Italia sembra un attrezzo del passato, dice il presidente della regione Liguria. Il terremoto in procura a Roma, perquisizioni nell'ufficio di Piazzale Clodio di Palamara e nella sua abitazione. A lui 40.000 euro per favorire una nomina. Mai ricevuto pagamenti né regali, dice lo stesso Palamara. Indagati l'imprenditore Centofanti e 2 avvocati, Amara Calafiore e il PM
Fava, mentre Berlusconi non molla. Durante il comitato di presidenza di Forza Italia, resto alla guida del partito, si apre una fase nuova, dice Silvio Berlusconi. Diamo uno sguardo anche all'agenzia Agi.it, qui c'è in apertura Mario Monti con la foto. Lo spread è alto solo in Italia, è quanto ha sostenuto Mario Monti, sottolineando che la BCE sta contribuendo da anni a tenere bassi i tassi di interesse sul debito e noi saremmo un'eccezione. Facciamo il confronto con gli altri paesi dell'Eurozona, scrive l'agenzia Agi. Poi le dimissioni di Rixi che hanno salvato per ora il governo. Il Rixi aveva già deciso da settimane di fare un passo indietro e il Movimento 5 Stelle, in balia della Lega, teme un lungo logoramento. I pentastellati temono elezioni anticipate, Salvini potrebbe approfittarne per alzare l'asticella. Di Maio resta in sella, non in cella, è un lapsus freudiano. Ora, come rilanciare il Movimento 5 Stelle? Un anno di governo, il ponte di Genova, i migranti, lo scontro con l'Europa, una campagna elettorale gli uni contro gli altri, 365 giorni sulle montagne russe, così l'agenzia Agi.it. Come al solito uno sguardo alle pagine Facebook di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Porterò la discussione sulla flat tax per imprese e famiglie nel prossimo Consiglio dei Ministri, scriveva Salvini 8 ore fa. Un intervento di 32 minuti da scaricare che poi risentiremo. Il taglio delle tasse, della burocrazia, la pace fiscale, infrastrutture e sviluppo, flat tax per le imprese e per le famiglie, solo così l'Italia può tornare a correre come merita da seconda potenza industriale europea. Di questo ho parlato nella conferenza stampa al Senato, che potete rivedere sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, e riascolteremo oggi in giornata. Intanto oggi Matteo Salvini è in Campania, tra Caserta e Aversa e Casoria a Napoli, nel corso del pomeriggio. Poi su Rete 4 ieri l'abbiamo visto, e poi ancora nella prossima vita voglio essere come loro, gli Hare Krishna, li adoro. C'è un piccolo filmato sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, che ieri appunto era alle 21:30 con Paolo Del Debbio su Rete 4. E sempre dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, la giudice fan delle ONG degli immigrati che contesta i rimpatri e i porti chiusi. Siamo in Toscana, la democrazia è bellissima, scrive Salvini. Invito questo giudice che parla di deumanizzazione delle migrazioni, va a dibattiti con le ONG e presenta libri contro i respingimenti, a candidarsi alle prossime elezioni per cambiare le leggi che non condivide, ma mi aspetto che un magistrato applichi le norme anziché interpretarle. Diretta dal Senato ieri, 16 ore fa, sono altri 8 minuti, e poi elezioni, il trionfo dell'ideologia feroce di Matteo Salvini, un titolo di Espresso Repubblica. La Lega ha il risultato storico del 34%, ma voi vi sentite complici di un'ideologia feroce? Domanda Salvini a chi lo segue. Avanti con chiarezza, coerenza, buonsenso e sorrisi, così sulla pagina Facebook di Matteo Salvini. Poi sono infondate e diffamatorie le accuse contro uomini e donne della Marina. Anche in questo caso, come sempre rispettando la legge e la morale, hanno soccorso chiunque fosse a rischio. Incredibile che alcuni organi di stampa diano credito a provocazioni e illazioni delle solite ONG, alle quali finalmente abbiamo tagliato il business, e che sono sotto inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Difendiamo l'onore della Marina. Per quanto di mia competenza, ribadisco l'indisponibilità dei porti italiani ad accogliere i clandestini. Così scrive Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook. Mentre Luigi Di Maio commenta il voto sulla piattaforma Rousseau. 11 ore fa sono appena stati pubblicati i risultati della votazione sulla fiducia a me come capo politico, con 56.127 voti e l'80% di consensi. Su Rousseau abbiamo segnato il record assoluto di partecipazione a una votazione per il Movimento 5 Stelle e anche il record mondiale per una votazione online in un singolo giorno per una forza politica. Vi ringrazio tutti, vi voglio bene, scrive Di Maio. Ringrazio chi mi ha confermato la fiducia, chi si è astenuto, chi ha votato contro. Non mi monto la testa, è il momento dell'umiltà. La riconferma del mio ruolo di capo politico è il primo passo per una profonda riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, per renderlo più vicino ai cittadini, ai territori, per rimarcare la nostra identità, per permettere a questo governo di realizzare quell'idea di paese che abbiamo costruito negli ultimi 10 anni con esperti, portavoce ed attivisti. Tra qualche settimana conoscerete la nuova struttura organizzativa, che per me deve prevedere compiti ben precisi in capo a persone individuate dal movimento. Penso a deleghe sull'economia, i territori, le liste civiche, le imprese, il lavoro, l'ambiente, la sanità, la tanto discussa comunicazione. Tutte questioni sempre state in capo a me, vista l'assenza di una struttura interna.
Tutti coloro che si occupano di un settore in Italia devono poter interloquire ogni giorno con una persona del movimento che cura il loro tema di interesse. Non perderò tempo, domani avrete già novità sul rinnovo di alcuni ruoli. Il nostro è un processo di evoluzione appena iniziato. Nelle prossime ore, scrive ancora Luigi Di Maio, incontrerò i consiglieri regionali, lunedì i nostri sindaci, sabato prossimo una rappresentanza dei nostri consiglieri comunali di tutta Italia. Anche con loro parleremo di come rendere il movimento più utile alle esigenze dei cittadini, delle imprese, delle associazioni, delle famiglie e in generale alle esigenze che vengono dal territorio. A proposito di territorio, la prossima settimana, scrive Di Maio, pubblicherò le date delle assemblee regionali alle quali parteciperò in tutte le regioni d'Italia. Sarà un confronto produttivo con i nostri attivisti, sono sicuro che insieme ripartiremo più forti di prima. Per il Movimento 5 Stelle, per il governo italiano che sosteniamo. Grazie, scrive Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook. Adesso andiamo invece ai quotidiani di oggi. Partiamo come al solito dal Corriere della Sera. Il titolo principale è lo stop ai negozi di cannabis. Per la Cassazione è reato commercializzare i derivati della cannabis light. La decisione stravolge un settore in piena espansione, oltre 800 negozi, ed è stata presa dalle sezioni unite penali. Secondo i supremi giudici, la legge non consente la vendita o la cessione, a qualunque titolo, dei prodotti derivati da coltivazione della cannabis, come olio, foglie, inflorescenze e resina. Farlo integra il reato di spaccio. 20 giorni fa la direttiva di Salvini, scrive il Corriere della Sera. E poi, a proposito, Edoardo Rixi, leghista, sottosegretario ai trasporti del governo Conte, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 5 mesi per le cosiddette spese pazze del gruppo della Lega alla Regione Liguria e si è subito dimesso dal governo. Il leader del Carroccio Salvini ha accettato le dimissioni, poi il contrattacco sul fisco, il taglio delle tasse e l'alta velocità, il TAV. Così il Corriere riassume in prima pagina, c'è anche un'intervista al sindaco di Milano Beppe Sala, resto a fare il sindaco, Milano modello per il Partito Democratico. E poi la vicenda Palamara, soldi e viaggi, le accuse al pubblico ministero Palamara, soldi e viaggi in cambio di regalie, in cambio di favori, regalie dall'imprenditore Centofanti, le contestazioni a Luca Palamara. Gli incontri con Lotti, il ministro renziano, e il magistrato Ferri, CSM, sulle nomine. Incontri tra il 7 e il 16 maggio anche con Luca Lotti e Cosimo Ferri, deputati PD. Si condensano in questi intrecci le accuse al PM. Luca Palamara, scrive il Corriere della Sera nel sommario di prima pagina. E poi c'è la cronaca sempre in prima pagina sul Corriere della Sera. Dopo 3 anni riaperto il caso archiviato come suicidio sulla morte di Marianna Greco, 37enne, trovata in casa senza vita. Indagato per omicidio il marito. La procura di Lecce ha accolto le richieste della famiglia, che non ha mai creduto al suicidio, e ha disposto la riesumazione del cadavere. La vicenda passò appunto per suicidio 3 anni fa. Chiudiamo la prima pagina del Corriere della Sera con Roma. Dopo un litigio lancia l'autobus contro il pedone. Prima gli ha vietato di salire sull'autobus con i cani perché non avevano la museruola, poi l'autista dell'ATAC, subito sospeso, ha cercato di investirlo. Un video shock a Roma. Il caffè di Massimo Gramellini ci riporta alla cannabis, certezza in fumo è il titolo di oggi. Vendere derivati della cannabis light è reato, lo ha stabilito la Cassazione, cioè un potere dello Stato. Ma allora chi aveva autorizzato in questi anni l'apertura di centinaia di negozi che smerciano questi prodotti? Sempre lo Stato. Non entro nel merito della decisione, non mi inoltro nella disputa di salviniana memoria sull'efficacia drogante o calmante di certe resine. Mi limito a urlare che è più facile scalare l'Everest in solitudine di quanto non lo sia fare impresa nel nostro paese. Mettiamo che uno abbia la bizzarra idea di aprire un'attività consentita dalla legge. Prima cosa si accerterà che sia consentita, consulterà avvocati, pagherà parcelle, consumerà tempo e denaro in marche da bollo, code agli uffici, ottenuto il via libera, investirà parte del proprio patrimonio o chiederà un mutuo alle banche e in qualche raro caso lo otterrà. Affitterà un locale, assumerà dipendenti, creerà un magazzino, ma appena l'attività comincia a uscire dalla fase embrionale, il semaforo verde diventa rosso, quel che era permesso non lo è più. Diventa oggetto di una contesa giudiziaria, rimpallando da un ricorso all'altro, fino a planare sulle scrivanie della Cassazione o del mitologico TAR del Lazio. Se questo è lo stato delle cose, uno straniero può pensare di investire in Italia solo se si trova sotto l'effetto di qualche droga e neanche tanto light. Questo è il primo piano del Corriere della Sera. Voltata alla prima pagina abbiamo l'articolo dedicato al caso Rixi, condanna e dimissioni. Salvini dice non tiriamo a campare, la Lega cede per contrattaccare. Subito lo stop
al codice degli appalti. Lo sfogo del vice ministro: il partito sta andando forte, mi colpiscono per questo, passo indietro per non essere massacrato come Siri. 3 anni e 5 mesi non me li aspettavo proprio, speravo in una assoluzione, ma in caso di condanna non credevo sarebbe stata così pesante, sono sorpreso e amareggiato. Certo, con l'aria che tira, sono parole che il Corriere della Sera attribuisce a Edoardo Rixi. I tanti colleghi della Lega che hanno telefonato all'ormai ex vice ministro hanno trovato una persona che si deve ancora riprendere. Gli scenari immaginati alla vigilia della sentenza di primo grado prevedevano anche la condanna, ma non in queste dimensioni: 3 anni e 5 mesi più interdizione dai pubblici uffici. La dichiarazione ufficiale dopo il verdetto è stata concordata col capo della Lega Salvini, non col premier Conte. Sono tranquillo, ho sempre agito per il bene degli italiani, conto sulla assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato. L'avvocato Barabino, genovese come lui, dice: ricorreremo in appello dopo aver letto le motivazioni della sentenza, siamo convinti di essere innocenti. Tuttavia non vorrei che abbiano colpito me per colpire la Lega che adesso va così forte, si lascia andare con i colleghi. La condanna appunto è in primo grado, 3 anni e 5 mesi per le cosiddette spese pazze in Regione Liguria. Il tribunale ha processato Rixi per peculato con altri 18 politici di PD, Fratelli d'Italia, Forza Italia, e ha applicato anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca di 56.800 euro. In caso di sentenza definitiva sfavorevole, Rixi finirebbe in carcere per la legge spazzacorrotti, voluta da Grillini e votata dalla Lega, che equipara i reati di corruzione a quelli di mafia in materia di affidamento ai servizi sociali. Così Rixi ha rimesso il mandato di sottosegretario alle infrastrutture. Salvini ha bruciato tutti i suoi tempi, ha accettato le dimissioni con decisione lampo per tutelare lui, ha detto Salvini, l'attività di governo da attacchi senza senso, e ha neutralizzato le munizioni preparate dai grillini per festeggiare la seconda testa leghista che rotola nel governo. Dispiace, ma il suo tempo nel governo è scaduto, ha detto il grillino Manlio Di Stefano, richiamando pagina 8 del contratto di governo. Incomprensibile, ha detto Salvini, la soddisfazione del Movimento 5 Stelle per una condanna che mi ha stupito. Incredibile che ci siano spacciatori a piede libero e sindaci, amministratori e politici condannati senza uno straccio di prova. L'unica cosa che non farò è tirare a campare. Se nelle prossime settimane, nei prossimi 2 mesi, i 5 Stelle dicono no qui e là, non si va da nessuna parte. Così alle 16 ieri Salvini ha fatto scattare la sua ritorsione, scrive il Corriere, nominando l'ex sottosegretario responsabile infrastrutture della Lega, e poi ha messo alla prova la tenuta di Di Maio annunciando al Senato che la Lega avrebbe inserito nel decreto sblocca cantieri la sospensione di 2 anni del codice degli appalti per velocizzare le opere ora congelate. Così la mette il Corriere della Sera. Il pressing, poi c'è il retroscena di Tommaso Labate sul pressing per l'economia, la lista nera dei ministri, il leader leghista che veste panni da premier, il rilancio su TAV e flat tax, le critiche a Trenta e Costa. Mentre sul secolo XIX di Genova ovviamente la vicenda del genovese Rixi è in primissimo piano, 3 anni e 5 mesi, a lui il vice ministro si dimette, Conte lo ringrazia, spese pazze, pene per 51 anni ad altri 18 ex consiglieri regionali della Lega. È la maledizione genovese, scrive Giovanni Mari, che insegue i leghisti, da Balocchia Belsito fino ai 2 membri del governo, i guai leghisti cominciati in Liguria. Non mollo i dossier liguri, dice l'esponente leghista Rixi, che non nasconde la delusione per il pesante verdetto del tribunale, e Toti e Bucci, presidente della regione e sindaco di Genova, dicono: abbiamo perso un riferimento per la nostra terra. Effetto domino in Liguria tra dimissioni e resistenze. Rosso di Fratelli d'Italia dice addio alla regione, l'Azzurro Garibaldi, appena eletto a Cogorno, deve lasciare. L'ex presidente della commissione sanità della regione, Matteo Rosso, è stato l'uomo dei blitz a sorpresa nelle strutture della Liguria e Sanità per verificarne il funzionamento. Medico, milita nelle fila di Forza Italia, poi approda a Fratelli d'Italia, un altro dei condannati. Gino Garibaldi, capitano di lungo corso della politica ligure, ha vinto alle amministrative a Cogorno, deve lasciare anche lui. Insomma, ci sono anche conseguenze locali dopo la sentenza ligure. Marco Melgrati, sindaco di Alassio, prova a cavarsela con una battuta, enumera le attività dilettevoli alle quali potrà dedicarsi da qui in avanti, poi abbandona la plomba e parla di sentenza politica. Se davvero avessi rubato 3.800 euro alla regione Liguria, sarei un coglione, dice il sindaco di Alassio.
Melgrati, super istituzionale nelle sedi istituzionali, esuberante fuori, super fedele di Forza Italia. Il suo caso è rappresentativo del terremoto che la sentenza di ieri ha portato in molte amministrazioni locali. Stop forzato per 18 mesi, testimone in mano ai vice, ricorsi in tutte le sedi legali. Il sindaco di Alassio ha scelto il TAR e ha chiesto la sospensiva, in casi analoghi è stata concessa. Melgrati è grande amico di Scajola, ricorda il Corriere, il secolo XIX, ed è stato condannato anche lui. La condanna che poteva dare il colpo più duro agli assetti istituzionali è quella di Matteo Rosso, consigliere regionale, che dà le dimissioni, alle quali non sarebbe obbligato, si fa avvicendare, toglie le castagne dal fuoco al governatore Toti. L'inesorabile tagliola di spese pazze che abbatte una generazione politica, scrive ancora il secolo XIX di Genova. Sul Tempo di Roma, invece, agenda e rimpasto, Salvini ha già scalzato Conte, il titolo d'apertura del primo piano di politica interna. Blitz di Salvini per commissariare Tria, show al Senato per annunciare le misure economiche, problemi con Trenta e Costa, ma non chiedo nulla, dice il ministro Salvini. Dal Viminale arriva l'annuncio di 4.500 nuove assunzioni in polizia. Poi magari allora lo risentiamo al qui Parlamento il discorso di Salvini al Senato sulle misure economiche annunciate appunto da Matteo Salvini. L'ultimatum ai 5 Stelle: non accetto più perdite di tempo, il voto di domenica è stato chiaro, condoni, flat tax e stop al codice degli appalti, così il Carroccio vuole rialzare il paese, si punta a 2 aliquote fino a 100.000 euro di reddito per quanto riguarda la flat tax, pace fiscale per le imprese. Per quanto concerne la flat tax, c'è sul profilo Twitter di Antonio Rinaldi un piccolo scambio di opinioni, lo sentiamo al volo, con Marattin, deputato economista del PD. Deputati del PD neanche conoscono la proposta della Lega sulla flat tax, commenta il professor Antonio Maria Rinaldi, che prossimamente sarà qui ospite in mattinata in radio RPL. Un'aliquota semplice significa anche aiutare i cittadini. Possiamo fare un esempio pratico? Prego. Allora, diciamo che io guadagno 2.000 euro al mese e lei ne guadagna 600.000. Per finta, altrimenti Salvini se la prende con lei. Allora, diciamo che è così, no? Allora, da quello che si capisce, loro finanziano parte di questa cosa abolendo le deduzioni e le detrazioni che adesso le fasce più deboli hanno, per i figli a carico, per i lavoratori dipendenti. Allora, chiariamoci un attimo. Io adesso che guadagno 2.000 euro al mese pago il 23% di tasse, ma ho diritto a una serie di deduzioni e detrazioni per i figli, per il lavoro, eccetera. Lei che ne guadagna 600.000 paga il 43% e non ha diritto alle deduzioni. Se tutti quanti paghiamo il 15%, è vero che per me si abbassa un po' l'aliquota, ma perdo tutte le deduzioni e le detrazioni, quindi in pratica per me più debole non cambia nulla. Lei che paga il 43% passa a pagare il 15% e dell'abolizione delle deduzioni non se ne fa nulla perché non ce l'aveva neanche prima. Quindi lei riduce il carico fiscale di 2/3. Lei che guadagna 600.000, 1 milione, 2 milioni. Io che sono la classe media italiana, per me non cambia nulla. Posso? Mi dispiace che hai dato questa interpretazione, ma dovresti sapere da parlamentare che la proposta è fino a 50.000 euro. Ma dov'è la proposta? Dove sta scritta? Ma fino dove? a 50.000 euro, riguarda 28 milioni di italiani. Quindi ma dov'è? Dov'è mi dispiace, so che non guadagna 600.000 euro, vorrebbe guadagnare, però mi dispiace, se guadagnasse 600.000 euro sicuramente sarebbe fuori. Non sarebbe qua. Non sarebbe qui, ma soprattutto continuerebbe a pagare. Quindi sia chiaro, la proposta della Lega è fino a 50.000 euro. Scusate, ma ce la fate vedere scritta questa proposta? Scusate, perché si può parlare senza avere un... no, ma dove sta scritto 600? Che finanza, dove sta scritta? In campagna elettorale si è detto 15% per tutta l'IRPEF. Attenzione, la proposta adesso, nei limiti del bilancio, è 50.000. Dov'è? E vai di più a leggere gli atti in Parlamento. Non c'è nessun atto presentato. Scusate, però, il numero dell'atto presentato. Così sul profilo Twitter di Antonio Maria Rinaldi. Piccola pausa. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, www.2per1000lega.it.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati. Su Radio Padania Libera. Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Bene, a proposito di Edoardo Rixi, c'è un post sulla sua pagina Facebook, l'ultimo di 16 ore fa. Sono tranquillo, ho sempre agito per il bene degli italiani, conto sulla assoluzione, non ho mai commesso alcun reato, ma per l'amore che provo per l'Italia, per non creare problemi al governo, ho già consegnato nelle mani di Salvini le mie dimissioni. E ringrazio Matteo Salvini per il nuovo incarico, per la fiducia, ringrazio le tantissime persone che in questi minuti mi stanno manifestando stima e vicinanza da ogni parte d'Italia, scrive Edoardo Rixi sul suo profilo Facebook. Intanto la sentenza terremota sindaci e consiglieri, scrive anche Repubblica in cronaca genovese, oltre alle condanne di Rixi e del senatore Bruzzone, scatterà per la legge Severino la sospensione dei sindaci Melgrati, Rocca e Garibaldi e dell'esponente di Fratelli d'Italia in regione Rosso. In tutto 19 condannati per 51 anni complessivi, ma anche 3 assolti: Massimo Donzella, Stefano Quaini e Ezio Chiesa. Alessandro Benzi di SEL è stato condannato, l'ex Italia dei Valori e SEL poi dimessosi Stefano Quaini è stato assolto, l'ex Forza Italia della Bianca condannata, Roberta Gasco a 2 mesi, mentre la ex Italia dei Valori Marilyn Fusco a 2 anni e 2 mesi, infine Giacomo Conti, Federazione Sinistra, condannato a 2 anni e 1 mese. Confische di beni, interdizione dagli uffici. Per 8 dei condannati scattano anche le misure perpetue di inibizione a rivestire ruoli pubblici, come per Rixi, giusto appunto. Altri provvedimenti invece sono temporanei, non sono immediatamente esecutivi e vengono sospesi in attesa di sentenza definitiva, ma ieri il Tribunale ha comminato anche pene accessorie pesanti, a iniziare dall'interdizione ai pubblici uffici. Interdizioni perpetue per Michele Boffa, ex presidente Consiglio regionale PD, Luigi Morgillo, ex consigliere regionale Forza Italia, Alessandro Benzi, ex SEL, Marco Limoncini UDC, Miceli PD, Rixi appunto, Rosso, attuale capogruppo Fratelli d'Italia in regione, e Aldo Siri, ex lista Biasotti. Per le interdizioni perpetue dai pubblici uffici, ricorda Repubblica, Edoardo Rixi, un grande tessitore sull'asse Genova-Roma, punto di riferimento del comune, della regione e del porto. Ci riprova col nuovo incarico ricevuto da Matteo Salvini. Intanto 100 migranti sbarcheranno a Genova. I 100 migranti a bordo della Cigala Fulgosi, la nave della Marina Militare che li ha soccorsi ieri al largo delle coste libiche. Ieri sera la prefettura di Genova e la capitaneria di porto l'hanno appreso dai media. Ci sono anche 17 donne e 23 minori a bordo della nave della Marina Militare, al centro dell'ennesimo attrito tra il ministro Salvini e le ONG. Storia iniziata mercoledì in mare al largo della Libia, un gommone carico di persone. Ad avvistarlo i piloti dell'aereo dell'ONG Sea-Watch Moonbird. Secondo l'ONG l'imbarcazione si trova a poche decine di miglia dalla nave militare italiana Cicala Fulgosi. Sea-Watch sollecita le autorità a procedere col soccorso e attacca. Nessuno si decide a intervenire. Ieri mattina a rilanciare l'allarme un'altra ONG, Alarm Phone. Le persone sono in grave pericolo, ancora abbandonate in mare.
Poi il contestato tweet dell'ONG secondo il quale una bambina di 5 anni sarebbe morta. A smentirlo la stessa Marina Militare supportata dal vice premier Salvini. Sono infondate e diffamatorie le accuse contro i nostri marinai. Incredibile, dice Salvini, che alcuni organi di stampa diano credito a illazioni delle solite ONG alle quali abbiamo tagliato il business e sono sotto inchiesta per favoreggiamento. Difendiamo l'onore della Marina. Per quanto di mia competenza ribadisco l'indisponibilità dei porti italiani per accogliere clandestini. Ci sono state molte speculazioni sul tweet, dice Alarm Phone. Abbiamo trasmesso quel che i migranti ci hanno detto, che una bambina di 5 anni è morta. Non l'abbiamo mai confermato. Intanto ieri sera le agenzie di stampa diffondono la notizia dell'indicazione del Viminale che individua nel porto di Genova l'approdo della nave della Marina. Cooperative e onlus genovesi cadono dalle nuvole. Nel capoluogo ligure non c'è più l'hub della Fiera del Mare per le operazioni di identificazione dei migranti sbarcati. Intanto Salvini ritorna in Campania nei comuni al voto. Oggi il ministro alle 18 sarà ad Aversa, dove il candidato sindaco della Lega, Gianluca Golia, sfida il suo omonimo del PD. Alle 21 a Casoria per sostenere la candidatura di Angela Russo, proposta da Forza Italia, appoggiata da tutto il centrodestra. E intanto, sempre rimanendo intorno a Matteo Salvini, sul Corriere Fiorentino, attacco al giudice dei migranti, fa politica, dice Salvini, si candidi il caso di un somalo iscritto all'anagrafe di Scandicci. Il ricorso vinto contro il decreto sicurezza, bisogna applicare le norme e non interpretarle, dice Salvini. La giudice risponde: il Viminale ha sbagliato procedura. A novembre il comune di Scandicci nega a un somalo richiedente asilo la richiesta di iscrizione all'anagrafe. Il somalo presenta ricorso d'urgenza e a marzo il giudice monocratico del Tribunale di Firenze dispone l'iscrizione. Il Viminale presenta ricorso contro il provvedimento del Tribunale, ma nei giorni scorsi il collegio della sezione immigrazione ha respinto il reclamo, ritenendo che il Ministero non fosse legittimato. Ieri l'attacco del ministro Salvini alla presidente della quarta sezione del Tribunale, Luciana Breggia: se vuole cambiare le leggi si candidi. Il giudice dei migranti di Firenze: se vuol cambiare leggi si candidi. Il giudice in questione è Luciana Breggia, presidente della sezione specializzata per l'immigrazione del Tribunale di Firenze, istituita 2 anni fa dal predecessore di Salvini, Minniti, per decidere se un immigrato ha diritto alla protezione internazionale. Ad attirare l'ira del ministro Salvini un'ordinanza depositata lunedì dal collegio formato dalla presidente Breggia e dai 2 giudici Minniti e Samà. I giudici hanno dichiarato inammissibile il reclamo del Viminale contro l'ordinanza del giudice monocratico Carvisiglia, che a marzo aveva autorizzato un somalo a presentare domanda di iscrizione all'anagrafe di Scandicci, ritenendo che ogni richiedente asilo, una volta presentata la domanda di protezione internazionale, ha diritto a soggiornare nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda. Contro l'ordinanza non si è costituito il comune di Scandicci, ma il Ministero dell'Interno, che però non si era fatto avanti nel primo grado. Questa è la motivazione che ha portato il collegio, presieduto da Luciana Breggia, a respingere il ricorso. Il Ministero non è intervenuto nella prima fase, non è legittimato a proporre il reclamo. Lo stabilisce il codice di procedura civile, dice la presidente Breggia. Così sul Corriere Fiorentino, mentre è stato chiesto il processo anche per l'ex ministro dell'ambiente Clini, corruzione, abuso d'ufficio, peculato e turbativa d'asta, i reati contestati. Una richiesta di rinvio a giudizio anche per il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. L'ex ministro Clini era il promotore di un'associazione a delinquere e avrebbe commesso una serie di reati, tra i quali quelli citati prima. È l'ipotesi d'accusa del procuratore Alberto Galanti, che ha chiesto il rinvio a giudizio per Clini e 17 altre persone, tra loro il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, aspirante governatore della Calabria. Clini si sarebbe appropriato del denaro che il suo ministero destinava a progetti di efficientamento energetico e riduzione dell'impatto ambientale e avrebbe utilizzato società riconducibili a se stesso e alla sua compagna Martina Hauser, nonché a società riconducibili agli altri sodali. Il tutto grazie a società costituite anche all'estero. Così il quotidiano Il Tempo di Roma dà conto delle accuse all'ex ministro Clini. E poi c'è un'altra questione che riguarda invece la cronaca di Bologna: raccolta fondi per il jihad per comprare armi e munizioni. Fermati dalla direzione distrettuale antimafia di Bologna
etiopi e somali accusati di finanziare condotte di terrorismo islamico. Gravitavano tra la Romagna e il Milanese in contatto con altri gruppi all'estero. La DDA di Bologna e la Digos hanno sottoposto a fermo 4 somali ed etiopi accusati di aver finanziato il terrorismo. Le indagini partite da contatti di alcuni residenti a Forlì con militanti dell'ISIS arrestati in Somalia. Hanno documentato l'esistenza di un network internazionale per la raccolta fondi per gruppi terroristici. Adesso torniamo al Corriere della Sera con il caso Palamara. Soldi, viaggi e gioielli, così un imprenditore corrompeva l'ex consigliere CSM, il magistrato Luca Palamara, ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Perquisita la casa di Palamara, indagati anche i magistrati Fava e Spina. Il magistrato si difende, Palamara solo veleni, chiarirò tutto. I 2 colleghi coinvolti avrebbero contribuito anche a informarlo sull'inchiesta in corso. L'amarezza dell'altro PM coinvolto, Stefano Fava, sostituto procuratore a Roma: ho fatto dei commenti, sono stato un ingenuo. Dall'esposto a Perugia contro i diretti superiori ad accusato: contro di me non c'è nulla, la mia colpa aver commentato quanto stava accadendo in vista della successione alla procura. L'inchiesta e le carte sono commentati, anzi resocontati, da Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini, gli incontri con i parlamentari e la vendetta contro Pignatone. Sono condensati in alcuni incontri tra il 7 e il 16 maggio, poche settimane fa, i presunti reati e le manovre consumate dal PM romano Palamara e il componente togato del Consiglio Superiore della Magistratura Luigi Spina, accusato di violazione di segreto e favoreggiamento. Un collega che i PM di Perugia, titolari dell'inchiesta, definiscono vicino a Palamara per interessi nel mondo della magistratura, le nomine dei procuratori della Repubblica in sedi vacanti e per un sottostante rapporto di natura personale e frequentazione al di fuori dell'ambito professionale. Frequentazioni allargate ai deputati del PD Cosimo Ferri, anche lui giudice e leader della corrente di magistratura indipendente, e Luca Lotti, ex sottosegretario a Palazzo Chigi durante il governo Renzi. Incontri intercettati dalla Guardia di Finanza, nei quali Palamara avrebbe rivendicato un ruolo nell'operazione per portare l'attuale procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, alla guida della Procura di Roma. La successione dell'ex procuratore Pignatone non sarebbe l'unica che Palamara avrebbe voluto telecomandare. Secondo la ricostruzione dell'accusa era interessato anche alla Procura di Perugia, dove c'è l'indagine a suo carico e che da domani sarà libera col pensionamento dell'attuale capo, De Ficchi. Palamara cercava, dicono i PM, un capo sensibile alla sua posizione procedimentale, all'apertura di un procedimento fondato sulle carte che il PM Fava era intenzionato a trasmettere a quell'ufficio. Così il Corriere della Sera. Mentre velocemente andiamo di nuovo al primo piano di politica, Di Maio fa il pieno di sì su Rousseau, Fico dice no alla politica di una persona sola, il presidente della Camera. L'80% vota a favore del leader. Attacca invece Carelli, il senatore ex giornalista di Sky TG. Anche Renzi fece finta di nulla e poi si sa come andò. I 5 Stelle veneti intanto spingono per l'autonomia, è la priorità, dice Jacopo Berti, consigliere regionale in Veneto dei 5 Stelle. Poi c'è l'intervista alla deputata Anna Macina, deputata pugliese, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali. Il Carroccio è più esperto e noi dobbiamo imparare, dice la deputata del Movimento 5 Stelle. Il tentativo di ripartire, ora governino loro, noi non faremo sconti, dice Di Maio secondo il Corriere della Sera. E poi c'è uno scontro fra 2 esponenti in sostanza del Movimento 5 Stelle al governo: Angelo Tofalo, deputato dei 5 Stelle, sottosegretario al Ministero della Difesa, che attacca la ministra Trenta. I 5 Stelle in guerra al Ministero della Difesa. Scelte incomprensibili, dice il sottosegretario che accusa il ministro, ma il Movimento 5 Stelle lo scarica. Il giallo si dimette o no? Poi, sempre dal primo piano del Corriere della Sera, un piano per le imprese in crisi, il rilancio della politica economica, si torna a parlare di condono, ma il sottosegretario Bitonci della Lega dice sanatoria al 20%, non c'è alcuna ipotesi. Secondo il sottosegretario leghista Bitonci, gli incassi della pace fiscale arriveranno nei 5 anni previsti dall'operazione a 21 miliardi di euro. Numeri, ha spiegato Bitonci, alla luce del risultato eccezionale sopra le attese della rottamazione ter e della pace fiscale, per la quale sono arrivate 1,7 milioni di domande di adesione. Lasciamo con questo il primissimo piano di politica interna. C'è anche da segnalare l'intervista sul Corriere della Sera a Beppe Sala, sindaco di Milano: un partito di Calenda, il PD non può dirgli di sì e io resto a fare il sindaco, non prenderò
la tessera del Partito Democratico. Sono deluso dai temi che la politica propone, si dimenticano cose cruciali come l'ambiente. Berlusconi intanto dice: il leader di Forza Italia resto io, e con questo lasciamo anche il Corriere della Sera. Da segnalare sul Corriere della Sera l'inserto di oggi dedicato all'innovazione, con l'inchiesta sulla via segreta della plastica. Lo scorso anno la Malesia è diventata il primo importatore mondiale di rifiuti di plastica attraverso il porto di Klang. Dozzine di impianti di riciclaggio, molti dei quali senza licenza operativa, sono stati aperti e subappaltati da agenzie di importazione. Le nostre bottigliette non dovrebbero giungere lì, eppure talvolta succede. Nel 2018 le nostre esportazioni di plastica si sono dimezzate col bando della Cina, ma il consumo no. L'Indonesia, a causa della crisi economica, sta diventando il nuovo porto dell'export illecito. Indaga l'antimafia anche. E poi c'è il bluff del PET riciclato, il 70% è plastica nuova. L'attuale tecnologia costringe a usare per le bottigliette usa e getta una percentuale ridotta di materiale rivitalizzato. La sfida è cercare di raggiungere il 100%, il riciclato non è tanto riciclato, insomma. Mentre dal Corriere della Sera vi segnalo anche il 7, dove c'è una chiacchierata di Marco Cremonesi con Umberto Bossi, intitolata, tra virgolette, "Prima o poi ritorno a Roma". Il 14 febbraio un nuovo malore che l'ha costretto in ospedale fino ai primi di maggio. Ora la riabilitazione a Villa Beretta, esercizi tutto il giorno, caccia ai sigari vietati dai medici e pochissimi contatti col passato. Finita l'era del cerchio magico, l'ex leader della Lega Nord vive protetto dalla famiglia e lontano dalle antiche frequentazioni, anche perché attorno a lui c'è il gelo, sia da parte dei salviniani sia da parte dei ribelli di Grande Nord. Così Marco Cremonesi sul 7 del Corriere della Sera. Ride Umberto Bossi nelle foto che i fan si girano su WhatsApp. Sembra prepararsi alla terza o quarta vita, addirittura con qualche chilo in più. In ospedale non gli hanno consentito di dimenticarsi di mangiare, come è successo per tutta la sua vita. Come il suo vecchio amico Berlusconi, l'Umberto non è convinto che sia venuto il tempo della pensione. Nemmeno è convinto che sia venuto il momento di dire addio ai sigari Garibaldi, che hanno avvolto in una nuvola di fumo tutta la sua esistenza, nonostante i medici non smettano di tormentarlo con istruzioni sugli stili di vita. Il 14 febbraio scorso il nuovo malore, che avrebbe potuto suggerirgli di darci un taglio ai Garibaldi e alla politica. Invece no. Acciaccato, snobbato da quelli che gli devono una vita agiata, tallonato da processi, centrato da condanne, eccolo lì a commentare le europee come fossero una partita sua. Eccolo borbottare maledizioni contro la storica detta stampa Nicoletta Maggi, perché la rassegna che lei gli invia è, per precisa scelta, molto magra per contenere lo stress, ed eccolo che cerca di farsi portare i sigari che nessuno gli passa più. L'autunno del capo non è a tinte dorate, scrive ancora Marco Cremonesi, anche adesso che perfino i bossiani storici, fuori tutti quanti ormai dalla Lega di Salvini, hanno smesso di tirarlo per la giacchetta, lui non si dà per vinto, non ha smesso di scrutare la politica col suo sguardo accigliato e di infiammarsi per quelli che considera errori, quasi sempre di Salvini e Berlusconi. Non vede molte persone, quelle che ancora chiedono di andare a trovarlo, ma neanche tutte, perché il cerchio familiare non ha smesso di vigilare. Sarà forse per questo che l'Umberto con i visitatori non parla che di quando tornerà a Roma, agli innumerevoli caffè da Giolitti vietati e alle chiacchiere coi cronisti che continuano a chiedergli la sua visione, oppure di quando potrà tornare a quelle cene in cui ancora viene invitato come ospite d'onore, incontri tra amici di una vita in cui si vorrebbe parlare di futuro, si finisce per raccontarsi il passato. Negli ultimi anni dell'anziano leader è difficile non leggere una parabola sul crepuscolo degli idoli e sull'ingratitudine umana. Per i parlamentari leghisti farsi vedere a chiacchierare con lui non è opportuno. Potrebbe essere letto come una critica a un nuovo corso che peraltro pochissimi criticano, e di certo non lo fanno i parlamentari del miracolo, quelli che mai avrebbero potuto sperare di entrare alla Camera o al Senato senza la reinvenzione della storia immaginata dal visionario di Cassano Magnago. Oggi anche per i militanti di Grande Nord di Roberto Bernardelli, Umberto Bossi è stato derubricato senatore salviniano, è la più grave delle offese. Sanno che lui resterà dov'è, che non si metterà contro Salvini e contro tutti alla testa degli indipendentisti. La speranza che ancora rimbalza sui social, Umberto, basta una tua parola, il Nord è con te, è destinata a rimanere il sogno di chi per la prima volta in vita, una trentina d'anni fa, si era ritrovato
Una rappresentanza politica che prima non esisteva, la compagnia di altri fratelli su libero suol, la potenza di un sogno comune per artigiani, commercianti e operai che mai si erano sognati la storia. Le ultime settimane il fondatore della Lega, scrive ancora Cremonesi, le ha trascorse a Villa Beretta, Costa Masnaga nel Lecchese. Lo schioppone di febbraio, la magagna, pur meno devastante di quanto era apparsa ai soccorritori, non è stata comunque uno scherzo. Bossi è rimasto in ospedale fino a inizio maggio e poi il recupero, esercizi al mattino e al pomeriggio. A chi lo ha incontrato ha chiesto informazioni su Berlusconi, a sua volta colpito da un malore pochi giorni prima. Una cosa Umberto Bossi non ha mai capito: perché Berlusconi abbia accettato di sostenere il governo Monti. Quella per Bossi l'origine di tutti i mali. La Cassazione lo ha condannato per i soldi di cui a lui mai è importato, i 49 milioni che oggi gli avversari politici non smettono di rinfacciare a Salvini. Sempre vestito coi suoi vecchi maglioni, nutrito a pizza e patatine, per i vecchi militanti, conclude Marco Cremonesi, l'Umberto ha la colpa, a prescindere dai processi, di esserci circondato lui dei traditori. Eppure sorride ancora Umberto Bossi e a quel vecchio leone è difficile non volere bene, scrive Marco Cremonesi. C'è una curiosità poi ancora da segnalare, già che ci siamo sul 7 del Corriere della Sera, un reportage sulla piccola Europa tecnologica di Huawei. Siamo nel nuovo campus della multinazionale cinese a Dongguan, 12 complessi di edifici collegati da un treno, quartieri ispirati alle città di Germania, Francia e Inghilterra. Cosa quasi incredibile, un investimento da $1,5 miliardi per conquistare un mercato fondamentale, quello del nuovo campus di Dongguan della Huawei, che è diventata la nuova Friburgo. Ci sono impiegati dell'ufficio ricerca e sviluppo che approfittano della pausa pranzo per riposare vicino alle scrivanie. Le foto sono incredibili, una pratica molto diffusa nelle aziende cinesi. Tirano giù la brandina e dormono un po' vicino alla scrivania dove lavorano. Dipendenti che si allenano sul tapis roulant, operai al lavoro per realizzare nuovi smartphone e tablet. Huawei ha un fatturato di $100 miliardi, ha superato Apple per volumi di vendita. In questa cittadella, in questo campus, vivono bene 25.000 persone, lavoratori. E sempre dal 7 del Corriere della Sera, poi, a proposito di cognomi e di persone della vecchia Lega, c'è anche, vi ricorderete forse i lettori del quotidiano La Padania, il giornalista sportivo Ballarin, Alberto Ballarin, sua figlia Elisabetta è stata coinvolta nella vicenda delle bestie di Satana. Dal satanismo alla grazia, Elisabetta Ballarin, laureata, fa la cameriera, adesso ha 34 anni. In carcere ha ottenuto il diploma in conservazione dei beni artistici, lavora in un ristorante in provincia di Brescia. Sergio Pezzotta, padre della sua vittima, ha deciso di dire sì alla richiesta di clemenza. Andrea Volpe, suo ex fidanzato, si è convertito alla Chiesa evangelica. Nicola Sapone, uno dei leader delle bestie di Satana, entrato in cella con la quinta elementare, è iscritto a filosofia. Chiara Marino e Fabio Tollis furono convinti a partecipare a una messa nera. Si trattava di un agguato, furono uccisi a martellate e sepolti. Volpe, uno dei killer, raccontò delle iniziazioni. Tra le vittime della setta Andrea Bontade, convinto a suicidarsi. Libero anche Mario Maccione, detto Ferocity, era lui il medium del gruppo, quello che sotto gli effetti delle droghe pronunciava frasi sconnesse. All'epoca dei fatti minorenne, perciò ha scontato solo 12 dei 19 anni di pena. Paolo Leoni ha fatto ricorso alla Corte europea, ma ha perso. Con questo lasciamo il Corriere della Sera, andiamo brevissimamente alla cronaca, anzi no, ci arriviamo dopo alle cronache locali. Intanto diamo uno sguardo anche alla prima pagina del quotidiano nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, cannabis stop invece che shop. E poi le due mosse dei Dioscuri, Salvini e Di Maio, l'analisi di Michele Brambilla, il direttore del quotidiano nazionale, sulla politica interna. Salvini e Di Maio, che poco più di un anno fa hanno dato vita a un'alleanza strana, un ircocervo, disse Berlusconi, hanno compiuto ieri due scelte importanti per il futuro del governo. Salvini ha deciso di sacrificare il suo vice ministro Rixi e Di Maio ha deciso di restare alla guida del Movimento 5 Stelle. Apparentemente è una sconfitta di Salvini, una vittoria di Di Maio, ma apparentemente la condanna di Rixi per presunti rimborsi spese fasulli era nell'aria. Di Maio aveva detto che mai avrebbe voluto un condannato al governo. In caso di condanna il movimento avrebbe preteso le dimissioni di Rixi. Salvini aveva detto non ci si dimette fino a sentenza definitiva, invece Rixi ha rassegnato le dimissioni, Salvini le ha accettate. Retromarcia strategica, scrive
Michele Brambilla. Salvini ha tutto l'interesse a far cadere il governo e andare alle urne, ma il casus belli non può essere la difesa di un condannato. Benché Salvini sia convinto che esiste un uso politico della giustizia, la scelta di far cadere il governo per Rixi sarebbe stata impopolare per lui, popolarissima per i grillini. Meglio per Salvini che l'incidente avvenga su TAV, flat tax, immigrazione, temi sui quali potrebbe aumentare ancora il proprio bottino di voti. Di Maio ha invece scelto di non dimettersi nonostante il tracollo elettorale e i vertici del movimento hanno deciso di sostenerlo, ma la conferma di Di Maio somiglia a quella di Allegri dopo l'eliminazione contro l'Ajax. Pochi minuti dopo la sconfitta Agnelli disse che il mister non si toccava, sapendo che già era finita. Nobile bugia per salvare la stagione, come quella dei 5 Stelle lo è per salvare la faccia, ma è difficile, conclude Michele Brambilla, immaginare 4 anni di un Di Maio schiacciato da Salvini. Il movimento scomparirebbe. È ancora più difficile immaginare la prossima campagna elettorale dei 5 Stelle senza un nuovo leader. Intanto Salvini rilancia su TAV, flat tax e condono, non tiro a campare e muove contro i grillini, scrive ancora il Quotidiano Nazionale. Poi su fisco e manovra la Lega convince Tria, il Carroccio è a caccia di risorse, niente misure correttive, il deficit al 2,4%. E poi anche il Quotidiano Nazionale si occupa del caso Perugia, caso Roma, le accuse al magistrato Palamara, a lui 40.000 euro per pilotare le nomine, perquisiti l'ufficio e la casa del magistrato a Roma. Nelle intercettazioni la ricostruzione dei regali all'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, appunto Palamara, vacanze pagate anche per la sorella, una spia nel telefono ha registrato tutto. Diamo uno sguardo anche alla pagina dedicata alla storia dei cannabis shop. Il questore di Macerata, Antonio Pignataro, è stato colui che ha dato la mossa a questa battaglia. Il questore in trincea parla di vittoria delle famiglie, ha lanciato il modello Macerata chiudendo gli shop salvo le giovani vite, dice il questore di Macerata. La Cassazione ha espresso un principio fondamentale che io e tutta la questura abbiamo sempre sostenuto, dice Pignataro. E lasciamo con ciò anche il Quotidiano Nazionale per dare invece adesso uno sguardo alla prima pagina, vediamo i titoli, alle prime pagine. Ci arriviamo un attimo solo alle prime pagine del Fatto Quotidiano. Innanzitutto Salvini si crede il Premier, titola il Fatto in apertura, fuori controllo, Conte verso il chiarimento e fa dimettere Salvini nelle proprie mani il vice ministro Rixi condannato. Ma chi si crede? Il Premier? E poi CSM, la tangente al magistrato Palamara, il pubblico ministero intercettato con Lotti, 40.000 euro l'accusa per trasferire il PM sul caso Eni. Negli atti della Procura di Perugia il passaggio di Longo da Siracusa a Gela, poi bloccato dal Quirinale. Indagati anche il procuratore Fava e il consigliere Spina. Avrebbero informato dell'inchiesta il collega. Sulla questione c'è il commento di Marco Travaglio, poi ne leggiamo un pezzo, il porto dei veleni. Mentre Paola Taverna per i 5 Stelle, tornando alla politica, la prima pagina sempre del Fatto Quotidiano, dice saremo più europeisti ma il TAV è inutile. Un passaggio, anche se tra poco credo che abbiamo la pausa, un passaggio dell'inizio dell'editoriale di Marco Travaglio, il porto dei veleni. Come avrete capito, se non vi siete persi nella giungla di magistrati, correnti, indagati, indagatori, dossieranti e dossierati, è in corso una guerra all'ultimo veleno per la poltrona di capo della Procura di Roma. È appena andato in pensione il potente Giuseppe Pignatone, già procuratore aggiunto a Palermo e capo a Reggio Calabria. La commissione incarichi direttivi del Consiglio Superiore della Magistratura ha votato sui 3 candidati più accreditati alla successione di Pignatone: il procuratore generale di Firenze Marcello Viola, il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo e il procuratore di Palermo Francesco Lovoi. Viola ha avuto 4 voti, Creazzo e Lovoi 1. A testa ora deve votare il plenum. Viola e Lovoi sono iscritti alla corrente conservatrice di magistratura indipendente che sostiene Viola, mentre paradossalmente i progressisti di area appoggiano Lovoi. Creazzo è della corrente centrista Unicost. L'allungo di Viola si deve al sostegno di Autonomia e Indipendenza, la corrente di Davigo, e dei laici di 5 Stelle e Lega. Pignatone gradirebbe il suo amico Lovoi, eppure Mattarella, che del CSM è il presidente. Ma le procure non sono dinastie ereditarie e la commissione del CSM ha deciso altrimenti. E così si è scatenato il fuoco incrociato dei dossier fra magistrati, perché in tutto ciò i politici sono spettatori, per screditare sia gli amici
sia gli avversari di Viola, senza che nessuno si periti di far sapere perché Viola sarebbe il procuratore sbagliato e gli altri due quelli giusti. Così Travaglio inquadra da principio la situazione sulla successione alla Procura di Roma a Pignatone, il capo. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi-dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati su Radio Padania Libera. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera scrivi a spot@radiopadania.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Ed ora, che tempo farà? Le previsioni meteo. A tutti una buona giornata, vediamo dapprima la situazione. Domani, primo giorno dell'estate meteorologica, l'alta pressione atlantica attraverso l'Iberia raggiunge con bel tempo la regione alpina fino a lunedì. Da martedì probabile aumento dell'instabilità e clima più afoso a causa dell'arrivo di correnti meridionali che dall'Africa porteranno anche l'umidità del Mediterraneo. Maggio si chiude con temperatura media di 1 grado circa sotto la norma del periodo 1981-2010. Vediamo intanto le previsioni per oggi. Soleggiato con solo qualche nuvole regolare al mattino e sviluppo di cumuli di bel tempo nel pomeriggio sui monti. Asciutto, le temperature massime comprese tra 24 e 26 gradi, lo zero termico attorno ai 3200 metri di quota. Per quanto riguarda la giornata di domani sabato non ci sono cambiamenti di rilievo, sempre una bella giornata soleggiata e aumento delle temperature, le massime toccheranno i 25-28 gradi, anche in montagna molto mite, lo zero termico in rialzo a 3600 metri. La giornata di domenica prosegue il bel tempo quasi estivo, ormai soleggiato e caldo, con possibili punte di 29-30 gradi sulla pianura padana. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi su Alpi e Prealpi, in dissoluzione a sera sarà asciutto, potrebbe esserci qualche raffio vasco sui monti orientali, la Valtellina, le Dolomiti. Per quanto riguarda la tendenza dell'inizio della prossima settimana, per lunedì soleggiato e caldo, verso sera velature o passaggi nuvolosi in arrivo dal Piemonte, ancora comunque asciutto, le massime sempre piuttosto elevate, oltre le medie stagionali tra 27 e 30 gradi, martedì ancora in parte soleggiato, con caldo però più afoso e instabilità pomeridiana che potrebbe portare qualche rovescio o temporale di calore. Con questo concludo, auguro a tutti una buona giornata e un buon fine settimana. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740.
Grazie, 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 grazie da tutta la squadra. Grazie, grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie, 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 grazie da tutta la squadra. Allora, torniamo brevemente a Marco Travaglio, prima pagina del Fatto Quotidiano sulla storia della Procura di Roma. Viola, già PM antimafia a Palermo, poi procuratore a Trapani, procuratore generale a Firenze, non ha mai dato adito a scandali. Tutti lo descrivono come un serio lavoratore. Di Creazzo invece si è parlato di recente per un'inchiesta a Genova sulla gestione morbida presunta delle indagini della sua procura su concorsi universitari truccati, quanto a Lo Voi grida vendetta la sua nomina a procuratore di Palermo quando il CSM calpestò le proprie regole per scavalcare i più titolati Lo Forte e Lari. Obbedire alle interferenze di Re Giorgio Napolitano e premiare Lo Voi anche perché veniva da Eurojust, incarico fuori ruolo di nomina politica, governativa, governo Berlusconi, che avrebbe dovuto costituire un punto a suo favore. È lo stesso Lo Voi che a gennaio sedeva alla cena dei lobbisti con Boschi e Salvini. Credendo di far cosa gradita, Repubblica racconta che Lo Voi garantirebbe continuità col metodo Pignatone, tutt'altro che immune da ombre da Palermo a Roma. Basti pensare all'inchiesta Consip, trasformata in un'inchiesta sull'inchiesta, e su chi la conduceva a Napoli, il PM Woodcock, indagato, archiviato, il capo Scafarto, indagato e rimosso dall'Arma, reintegrato dalla Cassazione, con indagini piuttosto lacunose sul filone principale. Cosa contenga il cellulare di Tiziano Renzi non lo sapremo mai perché non fu sequestrato. Ma anche sulla sconcertante non indagine sulla soffiata di Renzi a De Benedetti a proposito del decreto Banche Popolari che consentì a De Benedetti di guadagnare in borsa 600.000 euro e non portò all'iscrizione sul registro degli indagati né di Renzi né di De Benedetti, ma soltanto dell'anello incolpevole della catena, il broker. Una non indagine che ha incrementato la simpatia del gruppo De Benedetti per Pignatone, dipinto addirittura come erede di Falcone, in barba alle parole durissime che Falcone riservò a Pignatone nei suoi diari. Ora si scopre, scrive Travaglio, che un PM romano ha presentato un esposto a Perugia su presunti conflitti di interessi di Pignatone e dell'aggiunto Ielo per incarichi professionali assegnati ai fratelli da soggetti interessati a indagini, e ne ha parlato col PM romano Palamara, capo della maggior corrente togata Unicost, il quale è indagato per corruzione a Perugia per presunti regali ricevuti da un imprenditore per una presunta tangente incassata per far trasferire dal CSM nel 2017 il procuratore di Siracusa a Gela e assicurare una gestione amica delle indagini sull'ENI. Trasferimento pare bloccato da Mattarella in persona. Non solo, per aver informato Palamara delle indagini a Perugia è anche indagato un membro del CSM, anche lui di Unicost. Tutto ciò getta altra luce sinistra sia su quel covo di vipere che è tornata a essere negli ultimi anni la Procura di Roma, sia su quel mercato delle vacche che è da sempre il Consiglio Superiore della Magistratura. È fin troppo ovvio, s'avvia a concludere Marco Travaglio, che chi ha commesso reati va severamente punito. Quanto ai giochi correntizi al CSM, da sempre scriviamo che l'unico antidoto è il sorteggio dei componenti togati, previa abolizione dei membri laici, quelli scelti dai partiti. Altrimenti è inutile indignarsi per questa o quella nomina, visto che i togati vengono eletti per liste, per correnti, che poi pesano su ogni nomina. Fra l'altro l'antipignatoniano Palamara guida Unicost, stessa corrente di Pignatone che se n'è giovato quando correva per Reggio e poi per Roma, come quasi tutti i capi di procure e tribunali, è la corrente più numerosa. E Unicost, con i 4 voti ottenuti da Viola, non c'entra nulla perché il suo consigliere ha votato Creazzo. Dunque non si comprende per quale strano motivo le indagini su Palamara e compagnia dovrebbero sbarrare la strada a Viola, a meno che qualcuno non dimostri che Viola è un mascalzone. Ma questo i suoi nemici al CSM nei giornaloni si sono scordati di dimostrarlo. Ma è il punto fondamentale, a prescindere da chi lo appoggia o lo osteggia, perché mai Viola non può fare il procuratore di Roma? Così Marco Travaglio, un bell'ambientino quello lì, dei magistrati e dei politicanti a rimorchio. Mentre lasciamo anche il Fatto, andiamo a dare un'occhiata alla Verità. La Verità apre su questo tema la resa dei conti fra i magistrati. Il Tribunale di Roma e CSM diventano un campo di battaglia. Ma che porto delle nebbie? Qui è fronte del porto. La corsa al posto di capo della procura più importante d'Italia scatena una guerra di tutti contro tutti a suon di veleni e veline passati ai giornali. E noi cittadini poi dovremmo fidarci a farci giudicare da questi magistrati? Perquisita la casa dell'ex presidente Palamara della ANM, pilotò una nomina per 40.000 euro.
Poi vediamo il commento di Maurizio Belpietro: i servizi di Amadori, Amendolara e Di Meo, mentre Rixi salva il governo, Di Maio salva la poltrona. Così sulla politica interna La Verità. Sempre in taglio alto Francesco Borgonovo: cambiate la RAI, Gad Lerner non è un martire ma un fazioso che non fa ascolti. E poi Giorgio Gandona: pur di attaccare la Lega, Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica nella rivista dei Gesuiti, Spadaro disobbedisce anche al Papa e continua a parlare della Lega, rospo nel paese. Sì al muro anti-Lega, dice il direttore di Civiltà Cattolica, che non accetta che il Vaticano dica sì al dialogo con Salvini. Su Famiglia Cristiana perde il controllo, c'è un rospo nel paese e nella Chiesa, poi invoca il sinodo politico, ma non è una sconfessione di Bergoglio? In primo piano ancora sulla Verità, poi sorpresa: il fisco può cambiare il 730 precompilato senza dirlo. Dichiarazione ballerina: il fisco sta modificando i 730 precompilati dei cittadini senza alcun avviso. È un'operazione necessaria per correggere gli errori, ma per i contribuenti più disattenti potrebbero esserci brutte sorprese. A chiudere la prima pagina della Verità, Marcello Veneziani su Augusto Del Noce. Ne abbiamo parlato ieri qui a RPL nella rubrica di Pierluigi Pellegrin con il professor Renato Cristin. Abbiamo bisogno del risorgimento di Del Noce. Scompariva 30 anni fa il filosofo che coniugava religione e nazione, scrive Marcello Veneziani commentando appunto la figura di Del Noce in occasione del convegno Augusto Del Noce, attualità del suo pensiero, che si conclude oggi a Trieste, e di questo ha parlato il punto politico di Pierluigi Pellegrin qui a RPL ieri col professor Cristin. In occasione del convegno appunto il quotidiano La Verità pubblica l'intervento di Marcello Veneziani: all'Italia di oggi serve il risorgimento cristiano di Del Noce, né rivoluzione né restaurazione. La religione civile del filosofo Del Noce univa tradizione cattolica e nazionale contro ogni totalitarismo. Non pensava a Cavour o a Garibaldi, non mirava al futuro, guardava all'eterno. Si ritrovò negli scritti di Giovanni Gentile e nell'anticlericalismo di Dante Alighieri. Questa è la prima pagina della Verità. Poi c'è anche il Luna Park americano in fondo pagina, dove l'attrazione principale è la morte. In Tennessee il National Enquiry Live propone giostre basate su famosi fatti di cronaca e fa leva su credenze popolari e teorie del complotto. Tra le esperienze la ricreazione in 3 dimensioni dello schianto in cui perse la vita Lady Diana nel 1997. Fatta questa prima pagina, la seconda pagina della Verità entra nel dettaglio delle toghe in bufera. Il Tribunale di Roma, perquisito Palamara per pilotare una nomina, accettò 40.000 euro. Il tentativo sarebbe stato bloccato dall'intervento di Mattarella. Avvisi di garanzia al PM Fava, a Spina, membro del CSM, e la figura di Centofanti tratteggiata da Fabio Amendolara, e il lobbista vicino al PD accusato di aver pagato il giudice Palamara. Centofanti era già coinvolto nell'indagine sugli avvocati Amara e Calafiore per processi truccati. Maurizio Belpietro parla di fronte del porto, chi si fida più di questi magistrati, e Giacomo Amadori ci offre un indispensabile manuale di istruzioni per capire la faida in corso al Tribunale di Roma. Riparte da zero la corsa per il procuratore di Roma. Le indagini sembrano avere azzoppato 2 pretendenti: Giuseppe Creazzo, Unicost, e Marcello Viola, magistratura indipendente. Ora potrebbe essere favorito Franco Lovoi, ma nell'inchiesta di Perugia qualcosa non torna. La nomina del procuratore di Roma assomiglia al romanzo di Agatha Christie 10 piccoli indiani, scrive Giacomo Amadori nel suo articolo a pagina 3 della Verità di oggi. Qui gli indiani sono 3 e 2 sono a rischio eliminazione per indagini giudiziarie entrate nel vivo in piena competizione. Giovedì scorso il procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, magistratura indipendente, aveva incassato 4 preferenze su 6 nella commissione quinta, una votazione propedeutica al plenum di metà giugno per la nomina a Roma. I suoi concorrenti Creazzo e Lovoi si erano fermati a un voto. Sembrava fatto, perché le ambizioni di Creazzo erano state azzoppate da notizie uscite con singolare sincronia sui giornali su un esposto presentato a Genova da un PM della Procura di Firenze. Ma se le quotazioni di Creazzo sono in picchiata, quelle del favorito Viola sembrano in discesa per un'inchiesta che non lo riguarda direttamente, ma coinvolge il suo grande elettore, l'esponente di Unicost Luca Palamara. Secondo le indiscrezioni, prima di essere perquisito stava tessendo la tela a favore del procuratore toscano Viola, giusto appunto. In cambio di cosa?
sembra del sostegno nella sua corsa a procuratore aggiunto. Palamara è considerato un politico capace di spostare voti e sostenere candidature di magistrati di altre correnti. A lui, a quanto pare, si rivolgeva anche l'ex procuratore di Roma Pignatone per trovare i voti per gli aggiunti di suo gradimento. Tutti bussavano da Palamara, anche per organizzare tornei di calcetto. Purtroppo per lui lo ha fatto anche il PM Stefano Fava, calabrese come Palamara, iscritto da oltre 20 anni a Magistratura Democratica. Il 16 maggio è andato a chiedere una mano per sensibilizzare i consiglieri del CSM su un esposto che aveva presentato contro Pignatone e Ielo, i suoi superiori, da lui accusati di non essersi astenuti in un procedimento riguardante il faccendiere Piero Amara, presunto corruttore dello stesso Palamara, e Leni. Mentre Fava perorava la sua causa nell'ufficio del collega, un Trojan, nel cellulare di quest'ultimo, inoculato dalla procura di Perugia, registrava sostanzialmente le conversazioni. Fava dunque perorava la sua causa nell'ufficio di Palamara e un virus nel cellulare di Palamara registrava tutto. Fava e Palamara, così diversi, in quel momento avevano un obiettivo comune: affondare Lovoi e i suoi sponsor. Palamara aveva l'ambizione di essere pedina decisiva nella scelta del nuovo procuratore, cioè far eleggere Viola. Fava voleva far male a Pignatone e Ielo e quindi al loro candidato Lovoi. I due gli avevano tolto il fascicolo sull'avvocato Amara e non gli avevano concesso di arrestare per la seconda volta il faccendiere per l'accusa di autoriciclaggio. Secondo l'accusa, quando Palamara aveva scoperto di essere indagato per i suoi rapporti con la cricca di Amara, Fava gli avrebbe consegnato gli atti, non più coperti da segreto, del procedimento, ma secondo gli inquirenti gli avrebbe anche spifferato qualche primizia su un'informativa che non era passata dalle sue mani. Tuttavia l'argomento che deve aver acceso la fantasia degli inquirenti umbri è un altro. A un certo punto Fava ha iniziato a parlare del suo esposto e degli allegati che dimostravano che il fratello di Pignatone avrebbe ricevuto da Amara una consulenza. Fava pensava di avere in mano il poker, in realtà lo stava servendo ai nemici. A tempo di record i magistrati di Perugia hanno confezionato un avviso di garanzia che mandava all'aria il piano di Fava. Gli hanno contestato non diffamazione o calunnia ma favoreggiamento. Hanno scelto di accusarlo di aver aiutato Palamara a sottrarsi alle indagini a suo carico ordinate da Perugia. E come avrebbe fatto Fava a realizzare il presunto disegno criminoso? Chiedendo al collega di diffondere gli allegati asseritamente comprovanti comportamenti non consoni del procuratore di Roma e di un procuratore aggiunto anche in relazione alla conduzione del procedimento Amara, in relazione a profili di mancata astensione dei predetti procuratori. È difficile trovare il nesso logico, scrive Giacomo Amadori. Propalare notizie più o meno false sui magistrati romani al massimo poteva danneggiare il loro candidato Lovoi e non certo aiutare Palamara a eludere le indagini. Tuttavia il capo di imputazione ha l'effetto di screditare Fava e togliere forza al suo atto di accusa su Pignatone e Ielo e indirettamente sul candidato Lovoi, e assolve preventivamente l'ex procuratore e il suo aggiunto, laddove è scritto che le circostanze segnalate da Fava sono smentite dalla documentazione acquisita. Insomma, l'avviso di garanzia disinnesca l'esposto che aveva portato all'apertura di una pratica davanti al CSM e rende incerta la prosecuzione del procedimento. Non è detto che il 2 luglio il PM venga sentito per raccontare la sua versione dei fatti alla prima commissione. Fava dovrà andare il 4 giugno a rispondere invece alle domande dei PM di Perugia che gli chiederanno perché abbia consegnato i suoi allegati a Palamara. Se il sostituto procuratore risponderà che cercava sponde dentro il CSM contro i suoi avversari, renderà meno limpida la sua battaglia. Tra gli allegati consegnati da Fava anche la lettera di risposta di Pignatone all'accusa di avere rapporti con l'indagato lobbista Fabrizio Centofanti. Pignatone sui rapporti con Centofanti scriveva: ho partecipato a un'unica cena con Centofanti e il generale Minervini della Guardia di Finanza e altre persone. Non sono stato invitato al matrimonio di suo fratello, di Centofanti, non ho segnalato Centofanti fratello Andrea, ufficiale della Guardia di Finanza in servizio a Milano per il trasferimento al nucleo di polizia giudiziaria di Genova. Mi limitai, su richiesta del fratello, a informarmi se il predetto poteva restare in Lombardia per una difficile situazione familiare. Chiesi notizie al generale Capolupo, mio amico. Senza darmi particolari, costui mi disse che la situazione era complessa e diversa da quella prospettatami. Difficile l'aspirazione dell'ufficiale a essere soddisfatta. Mi limitai a riferire la risposta al dottor Centofanti. Il fratello fu poi trasferito a Genova, sede a lui non gradita. Insomma, l'uomo che avrebbe corrotto Palamara poteva permettersi di fare pressanti richieste sul procuratore.
Un casino, insomma, ma abbiamo capito che è un casino, io ci ho capito comunque alla fine poco. Mentre vediamo la politica interna sulla Verità, Rixi condannato lascia, il Movimento 5 Stelle non ha più alibi. Dimissioni immediate accettate da Salvini, stroncate le polemiche grilline su un caso Siri bis. Mentre Di Maio ringrazia il televoto, in 45.000 gli blindano la poltrona. Vediamo però anche la prima pagina di Libero. I grillini premiano il fallito, è il titolo d'apertura, confermato Di Maio. L'80% della base 5 Stelle vota per tenersi Gigino come capo, adesso il governo può ripartire verso il baratro. Il Movimento 5 Stelle non è in grado di combinare nulla, al massimo farà altri danni. Salvini mette fretta, sblocca appalti, nuova pace fiscale, no a manovrine. Mentre oggi è la giornata antitabagismo e allora fumerò più che posso. Smettere per 24 ore è una presa in giro, scrive Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Giornata mondiale antifumo oggi. Gli organizzatori raccomandano di accantonare le sigarette per 24 ore. Sono nocive, provocano il cancro ai polmoni, malattie cardiovascolari. Portano sfiga a chi se le fuma, sarà vero? Se lo dicono tutti i medici e i ricercatori, forse le cose stanno così. Non mancano eccezioni. Mio nonno Daniele morì a 88 anni di vecchiaia, pur essendosi sparato per una vita intera sigari toscani a raffica, e pur essendosi bevuto un secchio di squinzano al giorno. Nel mio piccolo non aderirò all'invito di rinunciare al tabacco. Fumerò il massimo possibile, fino alla nausea. Lo faccio da quando avevo 13 anni. Confesso d'avere smesso un paio di volte per la durata di alcuni mesi. Allorché ho ripreso, ho provato soddisfazione immensa. È stupendo cessare di inalare nuvolette azzurre pensando alla gioia che ti assalirà accendendo la prima bionda dopo lunga astinenza. Provare per credere. Non contesto i nemici delle paglie, avranno le loro ragioni. Mi danno leggermente sui nervi gli ex fumatori, i quali dopo avere abusato di sigarette a un certo punto diventano come gli spretati. Se vedono che ne appicci una ti guardano con disprezzo. Peggio dei peccatori ci sono soltanto gli ex, i pentiti. Il vizio del fumo sembra la causa di qualsiasi problema di salute. I cimiteri però sono pieni di individui che non avevano mai fumato. Mi viene il sospetto che a far veramente male sia vivere, tant'è che a forza di vivere si muore. È fatale. La lotta contro il tabagismo è un'ottima iniziativa, non vi aderisco per motivi pratici più che ideologici. Le persone grasse che si abboffano difficilmente diventano vecchie, crepano che è un piacere. Probabilmente sono più dannosi i cotechini e il gorgonzola delle Camel e delle Marlboro. Conosco parecchi vegliardi, accaniti fumatori. Non ho mai incontrato un 90enne sovrappeso. Tutti gli obesi scompaiono prematuramente. Ciò nonostante non c'è un cane che indichi la giornata mondiale contro le esagerazioni alimentari. Ludopatia e obesità uccidono molto di più. A meno che a coloro che odiano noi che ci sbronziamo di sigarette consigliamo la lettura della Coscienza di Zeno di Italo Svevo, che racconta le tribolazioni di noi viziosi. Segnalo che l'autore del romanzo non morì intossicato, se ne andò per un incidente di strada. Infine, rammento che il dramma di questi anni è attribuito alla cosiddetta ludopatia, affligge giovani anziani che si impoveriscono giocando d'azzardo con le macchinette e rischiano di morire di fame. Mi fanno pena, benché non consideri il loro un vizio vero. Se fosse tale lo avrei anch'io. Forse è solo una malattia mentale, come la bulimia. Così Vittorio Feltri sulla giornata antitabagismo, mentre dei magistrati contro magistrati si occupa Filippo Facci, in prima pagina su Libero. I giudici vanno all'attacco di altri giudici, rissa tra magistrati, a Perugia indagano Palamara per corruzione per aver cercato di danneggiare un collega PM a Siracusa. E sempre dalla prima pagina di Libero, il cancro non arriva per caso o per sfortuna, scrive Melania Rizzoli. Lo studio su 2 tumori su 3, uno studio che dice che 2 tumori su 3 derivano da infiammazioni e da cattive abitudini. Non è un caso, insomma, il cancro. 2 casi di tumore su 3 si sviluppano per alterazioni del genoma dovute a infezioni croniche o a infiammazioni croniche, o a infezioni. Stili di vita errati e un ambiente non favorevole incidono negativamente. E lasciamo con questo anche la prima pagina di Libero. Andiamo all'apertura di Repubblica. Il governo va per ora, scrive Repubblica, Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi, si dimette, ma Salvini rilancia, sospendiamo il codice degli appalti, poi attacca i ministri Costa, Toninelli e Trenta, il referendum conferma Di Maio e Fico non vota. Ma Repubblica aveva lanciato l'altro giorno la questione dell'inchiesta sulla magistratura di Roma specialmente, CSM, l'inchiesta che sconvolge
la magistratura. C'è un senso di vertigine, scrive Gianluca Di Feo in prima pagina, nel leggere le accuse dell'inchiesta di Perugia, come se fosse saltato l'ultimo diaframma di un tunnel aprendo lo sguardo sul baratro. Fino a che punto è arrivata la corruzione in Italia? Mai nella storia patria era stata contestata la vendita delle nomine dei procuratori, macchiando col sospetto quell'organo di autogoverno, CSM, che arbitra l'indipendenza delle toghe. Il Consiglio Superiore della Magistratura è uno dei pilastri del nostro sistema democratico, presieduto dal Capo dello Stato. Al centro di questa vicenda il PM Palamara, che ha guidato l'ANM, rappresentanza unica dei magistrati. Così scrive Gianluca Di Feo in prima pagina. A pagina 8 c'è il pezzo di Carlo Bonini. A Palamara 40.000 euro per una nomina. Perquisita la casa del magistrato, indagato il togato del CSM Spina, il PM Fava, mazzette per la scelta del procuratore Di Gela, ma il Colle bloccò tutto. C'è il primo piano naturalmente sulla politica interna. La Lega fuori legge dai soldi all'omofobia, 38 inchieste aperte, scrive a pagina 4 Corrado Zunino. I 49 milioni, il caso Siri, il governatore indagato. Dov'è che salta fuori le 38 inchieste? Facendo tutta una somma, diciamo così, l'ultima Lega di governo ha vinto le elezioni europee con 38 questioni giudiziarie aperte, scrive Repubblica. Riguardano 72 amministratori in 8 regioni italiane. In alcune si è insediata solo negli ultimi mesi. Una ricognizione di Repubblica ha fatto emergere le inchieste in corso a carico dei leghisti, scrive ancora a Repubblica, giusto appunto in prima pagina. Prima pagina della Stampa, la cannabis in primo piano e poi Salvini contro i giudici. La guerra nel CSM preoccupa il Quirinale. Salvini accetta l'addio di Rixi, contrasti alla Procura di Roma che invece allarmano il Quirinale. Poi c'è il paese Irpino che vota Matteo come in Padania, in prima pagina sulla Stampa. Tra gli ultraleghisti di Avellino è giusto bloccare gli africani. A Cassano Irpino, 960 abitanti, il partito di Salvini ha fatto il record italiano, incassando il 60%. Il sindaco rieletto con il 92%. Inconsapevolmente sono tutti del Carroccio, dice il sindaco. Io li ho solo convinti. Nel comune più padano del sud, 300 km da Roma, 900 da Pontida, le chiavi dell'auto si lasciano sul cruscotto. Cassano Irpino, 964 abitanti, 36 stranieri, 20 comunitari e 9 chiese. Il piccolo paese nell'Avellinese è stato ribattezzato Cassano d'Adda, da quando domenica ha regalato alla Lega il record del 60,14%, record nazionale. Percentuale che Salvini dice ora di sognare per Milano. Sono stato di centro-sinistra finché mi sono stancato di pagare tasse su tasse, ho dato la preferenza ai 5 Stelle, dice il pensionato 66enne Michele Di Lauri al Bar Centrale. È passato un anno dall'innamoramento per il vaffavoto, i pentastellati qui sono scesi dal 43 al 15%. Dicono sempre no, dice lo stesso pensionato. Meglio Salvini, che seppure un tempo proclamava la secessione, ora si è impegnato per fermare gli africani. L'innamoramento per i 5 Stelle è durato poco in questo paese simbolo, mentre da Orban e Verdi doppio no alla Lega e ai grillini, le alleanze mancate in Europa. Orban, Farage e Verdi in Europa, 3 no al governo italiano. Il premier ungherese dice non voglio collaborare con Salvini. Gli ecologisti chiudono ai 5 Stelle, non imbarchiamo eterodiretti. Nella nuova Unione Europea, popolari e socialisti costretti a fare i conti con i liberali. Finisce il dominio storico PP e PSE. Il baricentro dei cristiano-democratici si sposta verso est. Il primo piano della Stampa è tutto dedicato alla Lega che canta vittoria sullo stop alla marijuana light, alla corruzione, la faida tra correnti della magistratura, caso Roma che allarma Mattarella, intervista a Giovanni Maria Flick, ex presidente della Corte Costituzionale. La credibilità della magistratura esce a pezzi da questa vicenda, dice l'ex ministro Flick. Bisogna che i magistrati non pretendano di scrivere la storia del paese, il capo di una procura va scelto per la sua professionalità, eccetera, eccetera. Sono tanti bei discorsi. Mentre sempre dalla Stampa di
Torino, Fico smonta la linea di Di Maio, è un errore diventare partito. Gelo degli eletti su Di Battista. Serve identità, meno comunicazione, ha detto il Presidente della Camera, non credo ai voti sui singoli. Carelli, il più applaudito in assemblea, ha detto cambiamo ministri, altrimenti finiamo come Renzi. Sulla Stampa c'è un'intervista al sottosegretario dei 5 Stelle agli affari esteri Manlio Di Stefano, il contratto detta l'agenda, Conte non è in discussione, Di Maio riconfermato da tutti, ha svolto un grande lavoro, Di Battista risorsa per i 5 Stelle, anche lui sostiene il leader, così la Stampa di Torino. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Qui Parlamento. Ed ascoltiamo ora l'onorevole Lorenzo Viviani dalla Question Time della Commissione Agricoltura. Grazie Presidente, ringrazio il Governo per la sua presenza. Facendo un breve riassunto, qualche giorno fa, il 23 maggio, 2 imbarcazioni sarde sono state fermate dall'imbarcazione Landi Sentinel, che è un'imbarcazione che è in capo all'EFCA, che è questa agenzia europea di controllo della pesca, e diciamo che da quanto è arrivato alle segnalazioni sembra che comunque queste procedure di controllo abbiano richiesto a parte ore infinite, ma soprattutto gli illeciti che poi sono stati ritrovati su un'imbarcazione non sono stati confermati dall'autorità italiana. Ecco, quindi mi interessava prima di tutto interrogare il governo se era al corrente di questa situazione, ma soprattutto cosa intende fare, perché comunque l'attività dell'EFCA merita una programmazione con lo Stato membro e soprattutto in un regime di regolamenti europei che personalmente considero qualcuno molto sbagliato, comunque difficili da sopperire per i nostri pescatori. È assurdo che ci siano comunque dei controlli che poi vadano a diagnosticare insomma il buono stato, cioè vengano a contrapporsi fra Italia e l'EFCA. Grazie. Grazie, prego Governo. In via preliminare si evidenzia che il rispetto delle vigenti norme nazionali e internazionali in materia di pesca marittima è oggetto di particolare e costante attenzione da parte del Corpo, delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera e degli altri componenti di organi di controllo nazionale. In questo contesto questa amministrazione insiste con particolare attenzione nella propria opera di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, inquadrando la propria azione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affinché sia garantito lungo l'intera filiera della pesca il rispetto delle citate norme mediante costanti, mirati e sempre più efficaci controlli. Con riferimento alle vicende evidenziate dall'onorevole interrogante, si precisa che gli ispettori onorari ICAT e GFCM, Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo, italiani partecipano insieme agli omologhi degli altri Stati membri coinvolti all'attuazione dei piani di impiego congiunto sotto il coordinamento dell'Agenzia Europea di Controllo della Pesca. Ciò al fine di garantire il rispetto delle norme della politica agricola comune della pesca e l'armonizzazione delle procedure di controllo di tutti i pescherecci
pescherecci dell'Unione. Al fine di assicurare ulteriormente la trasparenza delle procedure, un centro di coordinamento è attivo presso la predetta agenzia durante lo svolgimento delle campagne di controllo, cui partecipano esperti degli Stati membri interessati. Ciò premesso, in relazione alle vicende cui fa cenno l'interrogante, si rappresenta che il 23 maggio ultimo scorso due pescherecci italiani iscritti al compartimento marittimo di Cagliari sono stati effettivamente oggetto di controlli da parte del personale dell'Agenzia Europea di Controllo della Pesca, EFCA, imbarcato su unità di controllo Landry Sentinel. In esito a tale controllo, gli ispettori avrebbero rilevato diverse irregolarità. Per uno di essi, l'esercizio della pesca oltre i limiti di abilitazione dell'unità, in quanto si trovava a 17 miglia dalla costa nazionale, come da rapporto di ispezione, mentre è abilitato la pesca costiera locale entro 6 miglia, nonché l'irregolarità negli attrezzi utilizzati. L'altro peschereccio, invece, abilitato alla pesca mediterranea, è stato comunque oggetto di contestazione per presunta irregolarità degli attrezzi, circostanza quest'ultima che sarebbe stata però smentita da un successivo controllo da parte delle unità italiane competenti. All'esito dell'ispezione, il Centro Nazionale Controllo Pesca del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera ha immediatamente espresso le proprie rimostranze per talune procedure messe in atto a carico di uno dei due pescherecci durante l'ispezione, formulando specifiche formali contestazioni ai preposti organi dell'EFCA. La questione è stata inoltre portata all'attenzione dello Steering Group per il piano di impiego congiunto del Mediterraneo ed Atlantico orientale competente per la questione, che si tiene in questi giorni a Madrid. Nell'attendere i necessitati approfondimenti della vicenda attualmente ancora in atto, si conferma pertanto l'attenzione di questo Ministero per la tutela di un settore strategico quale quello del comparto produttivo ittico nazionale e l'impegno nelle competenti sedi per contrastare ogni eventuale criticità che possa risultare penalizzante nei confronti del ceto peschereccio italiano. Grazie, prego onorevole Viviani. Grazie e ringrazio il governo e la sottosegretaria per questa risposta e mi ritengo estremamente soddisfatto perché per la prima volta, forse, constateremo, però secondo me è la prima volta, solleviamo, alziamo la manina e cominciamo a mettere i puntini su lei. Cosa vuol dire? Vuol dire che facciamo gli interessi dei nostri pescatori, di chi produce in Italia, di chi porta una bandiera sopra la propria imbarcazione, che è quella italiana, cioè cominciamo a fare gli interessi dei nostri pescatori. Questa è una cosa molto importante perché, come dicevo prima, l'attuazione di certi regolamenti diciamo che è molto già difficile da rispettare per quanto riguarda le nostre marinerie. In più, quando si aggiunge comunque un sistema di un certo tipo vessatorio che addirittura va a sanzionarmi, va a trovarmi dei difetti in imbarcazioni che poi vengono del tutto smentite dalla nostra compagine, l'autorità competente italiana, quindi le capitanerie di porto, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Anche perché, devo dire, faccio un inciso, i nostri compagni comunque sfruttano il Mediterraneo come noi, comunque a parte i paesi extraway, ma anche gli altri paesi della comunità europea non sono, a dire anche degli ispettori che vanno nei paesi esteri a fare i controlli, i nostri ispettori italiani, così insomma staccano visti nel rispetto dei regolamenti europei. Quindi è un po' un controsenso poi avere un'imbarcazione che arrivi nelle nostre acque senza magari la dovuta programmazione o una rappresentanza italiana a fermare i nostri pescherecci. Quindi mi ritengo estremamente soddisfatto perché non si parla di ovviare i controlli che saranno leciti, poi sarà a noi legislatori o legislatori europei cambiarli, ma si tratta di far rispettare i diritti dei nostri lavoratori, dei nostri pescatori, dei nostri produttori. Grazie. Qui Parlamento. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71.
Grazie, 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 grazie da tutta la squadra. Grazie, grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie, 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 grazie da tutta la squadra. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via, via! Allora, devi procurarti una Radio DAB o scaricare la nuova app di Radio Padania. Da oggi l'informazione de Il Populista scorre sul monitor delle Radio DAB e sullo schermo del tuo telefonino. Dati da fare a Rufapopolo! Resta sempre collegato alla nostra informazione alternativa, libera da ogni potentato economico. Ascolta Radio Padania con la Radio DAB o dal telefonino e vedrai scorrere sul monitor le ultime notizie del quotidiano online Il Populista. Facile, no? Pronto? Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati su Radio Padania Libera. Dalla stampa passiamo alla prima pagina di Italia Oggi. Sospeso il codice degli appalti, un emendamento della Lega congela molte norme fino al 31 dicembre 2020 per rilanciare gli investimenti pubblici, facilitare la riapertura dei cantieri, sospensione chirurgica del codice degli appalti, scrive Italia Oggi, fino al 31 dicembre 2020. Con un emendamento ieri in Senato la Lega ha proposto un congelamento di molte norme del codice appalti per rilanciare gli investimenti pubblici e facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche. Vi si liberalizza fino al 100% la possibilità di subappalti, mentre cade l'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli iscritti nell'albo dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'altro articolo di primo piano su Italia Oggi, dedicato alla Lega, bocciata a Firenze, può vincere la regione toscana. La Lega di Salvini, dati delle europee alla mano, oggi non avrebbe problemi a strappare un'altra storica regione al centro-sinistra dopo il Piemonte, cioè la Toscana. Alle europee il PD si è confermato primo partito col 33%, ma la Lega è lì al 31%, a soli 2 punti di distanza. Il dato che crea allarme nel centro-sinistra è relativo alle coalizioni. Il totale dei voti di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia per un'eventuale coalizione di centrodestra alle regionali è del 47%. Il centro-sinistra, sommando le preferenze del PD, di Più Europa e dei Verdi, arriverebbe al 39%. Morale, la Toscana oggi passerebbe dal vecchio rosso PC al nuovo verde Lega. E c'è anche da segnalare la rubrica, il corsivo, diritto e rovescio di prima pagina su Italia Oggi. I poteri forti avevano previsto che l'assalto dei sovranisti al Parlamento di Strasburgo sarebbe fallito, anche se tutti coloro che sanno fare qualche addizione lo avevano previsto. Questo risultato è stato presentato come un grande successo dello status quo o delle istituzioni, come dicono quelli che parlano ex cattedra. Nessuno invece ha rilevato adesso che il Partito Popolare e quello socialista tedesco hanno perso ognuno 40 seggi, un'enormità. Questi due partiti, già separati in casa in Germania, hanno quindi perso la maggioranza a Strasburgo. Per ritrovarla dovranno allearsi con gli ecologisti e i liberali dell'ALDE, due partiti che hanno idee opposte fra di loro. Intanto Macron e la Merkel si mettono le dita negli occhi e Macron si è già alleato con Spagna e Portogallo per rendere difficile la vita alla Germania. Insomma, scrive Italia Oggi, il casino dovevano farlo i sovranisti, mentre fanno tutto loro, quelli che erano dentro la fortezza. A pagina 2 da segnalare il commento di Gianfranco Morra. Di Maio ha perso 6 milioni di voti in un anno ma resta al suo posto. Non sarebbe successo in nessun altro paese. In qualunque paese civile, scrive il professor Morra, lo avrebbero cacciato. Di Maio, capo unico del Movimento 5 Stelle, in un anno ha fatto perdere al partito più di 6 milioni di voti, molti slittati alla Lega e al PD. Domenica scorsa il suo movimento era a terra come un pugile suonato, mentre Salvini alzava la coppa vinta per knockout dall'avversario. Ma da noi non accadrà così. Tutti i poteri forti dei 5 Stelle sono dalla sua parte e Grillo lo ha difeso. A pagina 5 invece un articolo di Domenico Cacopardo sempre sulla politica interna. Governo a trazione salviniana, chissà se pur di conservare i posti i 5 Stelle si rassegneranno a cedere il comando
alla Lega, mentre il PD deve cercare di sostituire parte dei 5 Stelle. Il crollo già certificato dei 5 Stelle e quello prossimo venturo aprono scenari allettanti per il PD, che potrebbe diventare riferimento di quella parte di elettorato grillino affetto da confuso progressismo, da caotico riformismo e da un rifiuto dello stile e delle proposte della Lega. Ci vorrebbe un leader attrattivo, capace di costruire e presentare un nuovo linguaggio, nuove proposte e credibilità. Ma perché il PD cresca, scrive Cacopardo, si deve riuscire a promuovere, oltre al pensionamento di una dirigenza vecchia, obsoleta, autoreferenziale, completamente fuori tempo, anche acquisire la padronanza degli strumenti social. Le proporzioni tra i tweet di Salvini, di Di Maio e del povero Zingaretti mostrano che quest'ultimo è distaccato di diverse centinaia di messaggi quotidiani. Non li ha e non ha nessuno che li può inventare. Mentre, rimanendo a Italia Oggi, mi segnalano anche altri 2 articoli, sempre sulla politica. Salvini trainato dai detrattori, dipingendolo indebitamente come fascista, razzista e dittatore, lo hanno rafforzato. Non sanno che le demonizzazioni rafforzano il demonizzato? Si chiede Martino Loiacono. Fattosi percepire come un uomo comune, Salvini ha trasformato tutti gli attacchi disumanizzanti nei suoi confronti in attacchi al popolo. Popolo che fotografa ciò che mangia, si fa selfie, posta su Instagram i luoghi che visita, come Salvini. Quanto avvenuto ricorda da vicino la parabola dell'antiberlusconismo, scrive Loiacono. L'odio viscerale nei confronti del Cavaliere gli permise di restare al centro della scena per quasi un ventennio. Visto il suo declino, Salvini potrebbe adesso prenderne il posto, scrive Martino Loiacono. L'altro pezzo è di Franco Carinci sul PD, che si ostina a praticare un antisalvinismo fatto di pettegolezzo e dichiarando come fascista, esplicito o no, un terzo dell'elettorato. L'idea di una seconda gamba con un partito di Calenda di sinistra-centro è molto stravagante, scrive Carinci. Infine, per chiudere con Italia Oggi, vi segnalo dal Cairo l'articolo di Luigi Chiarello, l'Egitto e l'addio al velo integrale. Lo ha prodotto la stretta sui fratelli musulmani del regime militare del presidente al-Sisi. Quasi solo cinesi gli stranieri in giro per il Cairo. Racconta Chiarello: ho girovagato 4 giorni salendo su una trentina di taxi, tutti con radio accesa e Corano sul cruscotto. Non ho sentito una sola nota di musica occidentale, solo sure del Corano e qualche raro motivo medio orientale. Certo siamo in pieno Ramadan, ma il divertimento secondo gli stilemi occidentali è bandito. Camminando sui marciapiedi si rischia di cascare ogni 2x3 sulle sedie dei Bawab, gli scuri portinai in giellaba, tunica grigia, turbante bianco, quasi tutti saidi dell'Alto Egitto accovacciati di guardia nei portoni. Al Cairo il concetto di manutenzione non è di casa neanche negli stabili di lusso. Soldati ovunque, a gruppi di 3, a guardia di uffici governativi, ambasciate, siti turistici, angoli di strada. Oggi come allora, l'impressione che si ha nell'osservarli è di trovarsi in un paese anarchico, in cui l'esercito si limita a essere ammortizzatore sociale, un postificio nazionale. E al contrario di 10 anni fa ci sono meno donne in niqab delle dita di una mano, le barbe lunghe sono una rarità, le moschee fai da te sono sgradite al regime. Nella città dei 1000 minareti il canto del muezzin adesso ha un'eco più ovattata. Addio al velo integrale. Infine c'è da segnalare l'articolo di Simonetta Scarane su un tema di politica internazionale, il nucleare e la Cina, di cui nel nucleare la Cina è leader mondiale, prima del 2030 lo sarà. I paesi ricchi chiudono le loro centrali, la Cina ne sta facendo altre 11. L'Agenzia Internazionale dell'Energia è a favore per il clima, così Italia Oggi. Adesso io do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i giorni in rassegna stampa, a Maurizio Bolognetti, che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Buongiorno Maurizio. Buongiorno, allora, intanto... Mi fa male la capa stamattina. Intanto come stai? Appunto, mi fa male la capa. No, scherzo, dai. No, ma guarda, meglio di ieri a livello, perché abbiamo risolto il problema di coliche che avevo avuto nei giorni scorsi. Stamattina sembra da questo punto di vista che vada meglio. Posso dirti però in apertura, diciamo così, di questo nostro collegamento, che ho preso una decisione e ovviamente l'ho presa riflettendoci. Da questa notte, dalla mezzanotte, si passa al digiuno ad oltranza, cioè se avevamo alternato fame e digiuno nei giorni scorsi, da questa notte sarà digiuno a oltranza, e finché il troveremo, che pure è stato pronunciato da qualcuno, non diventerà abbiamo trovato, e finché il ce ne occupiamo non diventerà ce ne stiamo occupando, rispetto al fatto che
che stiamo registrando ormai da giorni, che c'è una maggioranza assolutamente favorevole a che ci sia un prosieguo, del resto come chiede l'Agcom, di questa convenzione con Radio Radicale. Poi si vedrà, ma intanto però bisognerebbe rispettare anche le indicazioni dell'Agcom. E quindi io passo al digiuno a oltranza, e cioè non è un ricatto, perché stiamo rivendicando il rispetto di un diritto, e nella misura in cui rivendichiamo il rispetto di un diritto, nella misura in cui difendiamo l'articolo 21 della Costituzione, e allora non stiamo ricattando, stiamo semplicemente appunto difendendo con la non violenza, io direi a questo punto, ma non solo a questo punto, l'esercizio violento del potere da parte di qualcuno. Allora, digiuno a oltranza, solo acqua. Cosa dice il medico? Alla mezzanotte digiuno a oltranza su acqua. Cosa dice il medico? Il medico penso che se lo prenderà il diavolo quando non l'ho ancora consultato, visto che le indicazioni erano chiare. Le indicazioni dell'urologo era quello di escludere categoricamente lo sciopero della sete vista la situazione renale. Le indicazioni già del mio medico curante dei giorni scorsi erano quelle di sospendere anche solo lo sciopero della fame, quindi potete trarne le conclusioni. Immagino che l'opinione del medico, una volta che gli avrò riferito di questa mia decisione, me lo sconsiglierebbe, credo, dopo un'iniziativa non violenta che si protrae da 90 giorni, ma io credo che abbiamo dato corpo a ciò che era necessario dar corpo a questo. Senti Maurizio, tutta questa mobilitazione, però io ci tengo, insisto, non è solo la fame e la sete. Questo Satyagraha, che è insistenza per la verità, è fatto di tante cose, è fatto dai comuni che deliberano, da regioni, da sindaci, e io direi dall'intergruppo parlamentare, un intergruppo parlamentare dove ci sono numerosi deputati della Lega, gli stessi deputati della Lega che tra l'altro erano in piazza l'altro giorno, presenti in questa manifestazione organizzata dalla Federazione Nazionale dello Stampa. E poi ci sono appunto, lo dico perché è bene ricordarlo da queste frequenze, ma è bene ricordarlo a noi stessi, andate a rileggervi le dichiarazioni di Giorgetti, di Salvini, poi ci sono appunto dal PD, Forza Italia, Lega, c'è una maggioranza, sì, stamattina lo uso questo termine, schiacciante, favorevole al prosieguo di questa convenzione con Radio Radicale, anche nel rispetto di quello che dice l'Agcom. C'è solo a questo punto, fermo restando che è lo stesso M5S da questo punto di vista, a me non sembra un monolite, ci sono anche delle eccezioni, anche i deputati del Movimento 5 Stelle nell'intergruppo, però a questo punto a me sembra di poter dire che l'unico da convincere è il ministro Di Maio, che pure aveva detto troveremo e me ne occupo da lunedì. Oggi siamo a venerdì. Allora, Maurizio, hai citato il presidente dell'ordine, no? Dei giornalisti, Carlo Verna. Va detto anche che tutto sommato però da parte degli altri organi di informazione c'è un'attenzione abbastanza limitata, mi viene da dire, su questa questione in generale, o no? Visto che purtroppo da questi microfoni possiamo dircelo con franchezza, è viva questo dato di verità che grazie a te emerge. Ma pensa, faccio solo una considerazione. Ci sono due dichiarazioni importanti del presidente dell'ordine dei giornalisti che di fatto, magari qualche agenzia le ha anche riprese, ma sono sparite. Cioè nel momento stesso in cui il presidente dell'ordine fa delle dichiarazioni, quelle dichiarazioni non sono notizia. Esatto. Nel momento stesso in cui il direttore di Radio Padania fa una comunicazione, sì, l'ho mandata alle agenzie, ai giornali, alle testate, alle radio, è sparita. Non interessa. È sparita, è una non notizia, non esiste. Ma il problema sai qual è, Giulio? Che adesso noi stiamo discutendo appunto della convenzione, del rinnovo della convenzione Radio Radicale, per la vita di Radio Radicale, stiamo discutendo di articolo 21, stiamo discutendo di informazione, stiamo discutendo di pluralismo, stiamo discutendo di un capperi di diritto umano che dà forza, sostanza alla parola democrazia, che è il diritto alla conoscenza. Però vogliamo dirci la verità. Ce la vogliamo dire tutta e fino in fondo, magari quella brutta, quella antipatica, che nessuno vorrebbe sentire. Ma in questo paese c'è da tempo un dato di democrazia reale e montante. A me poi, se proseguiremo in questi nostri appuntamenti, spero non per lo sciopero, ma per altre ragioni, ma c'è
io inviterei, e poi dopo in privato ti mando il testo. Quando Marco Pannella rassegna le dimissioni nel 1989, qualcuno dovrebbe andare a leggere quel che dice Marco Pannella, dimissioni che diversamente dalla prassi consolidata utilizzata fino a quel momento vengono accolte subito. Fino a quel momento, fino a quell'ottobre 1989, quando qualcuno tentava di rassegnare le dimissioni, per prassi si diceva no, ma resta, ma dove devi andare? Le respingiamo. In quel caso le dimissioni vengono immediatamente accolte. Bisognerebbe davvero ricordare a tutti cosa diceva nel 1989 Marco Pannella. Io temo che ci sia una questione che potremmo definire di democrazia reale, è un dato di democrazia reale montante in questo paese, che riguarda tutte le democrazie occidentali e che è questione seria. E quando dico democrazia reale perché traccio un parallelo con quello che un tempo si diceva il essere socialismo. Ecco, il socialismo reale. Per qualcuno era un modello a cui ambire, altri magari stavano lì a dire ma siete sicuri? Ma avete capito bene che cos'è quell'esperimento sociale, che cosa sta producendo? Ecco appunto, socialismo reale, democrazia reale in questo senso, che riguarda non da oggi però, perché sennò qualcuno ne attribuisce le responsabilità a Salvini e a Di Maio e non sarebbe proprio correttissimo, però il dato di democrazia reale c'è, così come io direi che in questo paese c'è stato reiterato attentato ai diritti politici dei cittadini di questo paese, che poi sarebbe una fattispecie prevista dal codice penale, perché è l'articolo 294 del codice penale. Chiunque con violenza, minaccia, inganno domanda a te e agli ascoltatori di Radio Padania: quando c'è rimozione, quando dei temi vengono spazzati via, quando delle storie, quello che vuoi, quando si nega conoscenza al popolo sovrano, c'è o non c'è inganno? E se l'inganno c'è, e nei momenti elettorali e anche al di fuori dei momenti elettorali, c'è vera democrazia? E allora queste sono forse le domande che per onestà intellettuale dovremmo porci in generale, magari partendo da quello di cui ci stiamo occupando in questo momento. Allora Maurizio, a proposito di quello di cui comunque ti stai anche occupando, ci vuoi dire brevemente, abbiamo 3 minuti, chi è il magistrato Zorro? Ecco, io vorrei davvero saperlo, perché dovete sapere, cari amici di Radio Padania, che nel corso delle elezioni regionali, a me spiace ricordarlo agli amici del Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle decide di anticipare agli elettori i nomi dei candidati, di coloro che ricopriranno la carica di assessore nel caso di vittoria del Movimento 5 Stelle. Fanno nome e cognome di tutti i potenziali assessori, tranne che in un caso, e cioè nel caso di colui il quale avrebbe dovuto ricoprire la carica di assessore alla sanità. In quel caso il Movimento 5 Stelle dice in Basilicata sarà un magistrato. A un certo punto arrivano addirittura a pubblicare un manifestino in cui c'è praticamente il nome di tutti i potenziali assessori e arrivati all'assessore alla sanità c'è scritto solo magistrato in servizio presso il Palazzo di Giustizia di Potenza, e nelle note biografiche c'è scritto persona sicuramente da bene, al di sopra delle parti, esempio di terzietà. Ma veramente? Ma io parte una considerazione a margine, diciamo, ma io dico, ma è normale? È normale prendere un intero palazzo di giustizia e di fatto catapultarlo in campagna elettorale, creando un clima di ulteriori veleni, di sospetti, di pettegolezzi e di quello che potrai immaginare? Allora, visto che, senza fare troppe storie, visto che la sera, subito a urne chiuse, il candidato del Movimento 5 Stelle, quando poi si apprende che il Movimento 5 Stelle non ha vinto le elezioni, dichiara ai microfoni di un emittente: ma non vi dico chi è il nome qual è il magistrato, perché tanto abbiamo perso a questo punto, però vi dico che farà carriera. Domanda: ma adesso le promozioni in magistratura le stabiliscono i candidati alla presidenza della regione del Movimento 5 Stelle? Allora io ho presentato un esposto al CSM,
ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Catanzaro, ho mandato una lettera alla Procura Generale di Potenza, al Presidente della Corte d'Appello di Potenza. Su questo è stata presentata un'interrogazione parlamentare dall'onorevole, credo, Zanettin di Forza Italia. Vogliamo sapere a questo punto chi è il magistrato mascherato, perché io riterrei che per la serenità di tutti questo signore, che secondo me improvvidamente, con scarso senso di responsabilità, ha accettato, chiunque esso sia, di prestarsi a questa iniziativa, non ha reso un buon servizio a nessuno, proprio a nessuno, e forse questo signore andrebbe, per questioni di opportunità ovviamente, trasferito alla velocità della luce, ma non dico a Honolulu, ma magari presso la Procura della Repubblica di Aosta. Limpido il discorso. Abbiamo... Ti faccio una domanda, fila il ragionamento. Secondo me assolutamente sì, ma mi pare di una evidenza solare, diciamo così. Speriamo che appaia di un'evidenza solare anche al Consiglio Superiore della Magistratura e alla prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, anche perché poi ci sarebbe anche qualche altra questione di incompatibilità ambientale che riguarda magistrati in servizio in Basilicata, ma su questo non ci rispondono da 7-8 anni, e vabbè, ma tanto siamo abituati a non ricevere risposte. Ecco, una domanda veloce per salutarci, poi magari ci saluti con un sonetto, con una poesia di Edoardo, perché a capa è bellissima, la so già in anteprima, però ti chiedo brevissimamente, anche questa è una domanda che suona retorica, se ti meraviglia quello che sta venendo fuori al Tribunale di Roma. No. Va bene come abbastanza breve? Sì, molto breve. Andiamo con Edoardo che è meglio. Meglio Edoardo, sì, assolutamente sì. Allora, a capa. Cari amici di Radio Padania, in collaborazione con Giulio Cainarca, allora, a capa. Si capisce che a capa è per l'uomo come fosse a cabina cumanna, e si trovano chillo cussan che dipende là dentro campà. Ci stanno chille che a capi lignam a triasse, vacante, scullata, che la sciacqua e che l'ata quadrata che comanda e si fa rispettare. E chi atene per fare malazione, chi per scrivere musica vecchia, chi soltanto per spartere il recchio. Che fortuna si chiste fossi. È necessario tradurla? No, direi di no, perché abbiamo capito spartere il recchio, penso che si sia capito. Sì, la testa serve per dividere le orecchie. Chi ce l'ha solo per dividere le orecchie. Quando la testa serve per dividere le orecchie. Esatto, amici di Radio Padania, grazie, viva Radio Padania, viva questo momento di verità, grazie a te Giulio, e vediamo davvero tutti, ma non tu, perché tu già ci stai fuori. Un pochino fuori dagli schemi, perché ci siamo davvero, ne abbiamo davvero piene le scatole. Guarda, è fuori vitale. dagli schemi e fuori da mortifere quieti. Ecco, guarda, non ne abbiamo bisogno. Io ho trovato questa tua locuzione, questa tua espressione perfetta, fantastica, fuori dalle mortifere quieti. Esatto. Andiamoci veramente. Ci sentiamo in rassegna stampa ancora, i prossimi... Molto, molto volentieri. Al prossimo lunedì. Grazie a Maurizio Bolognetti. Ciao. Un abbraccio a te. Noi ci sentiamo tra poco con Sulla Notizia. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io.